domenica, questo davanti pomeriggio dovrebbe essere siamo in Fernando tantissimi e Sì. tutti belli, devo dire. Sì, Tutti belli. anche perché a me ha copiato il ministro Greco, ovviamente, perché io sono un uomo che fa tendenza, fa le mode, no Gemma? E allora il ministro... Com'è? Varoufakis mi ha copiato perché si sta presentando in tutta Europa, da tutti i primi ministri, eccetera, con rigorosamente col vestito spezzato, senza cravatta e camicia fuori. Cioè, io da 1 anno e mezzo che sono così e non sono ministro Greco, non so perché. Sì, ma lui è un gran gnoccore, tra l'altro. Appunto, quindi, Tu vedi, sei più questo- sgaruffati, siamo devo dire. uguali. Però... Buon pomeriggio Gemma, è un piacere Ciao. averti sempre qua, grazie taxista. Sei diventata da portacenere a taxista. Sì, è vero. Bene. È Sempre molto salita di grado. gentile, No, devo è dire. salita di La domenica grado. la dolcisce. È salita di grado perché da posacenere di 2 domeniche fa, quest'oggi ha fatto la taxista. Sì, grazie, ti Grazie. ringrazio. Buon pomeriggio Maurizio, buon pomeriggio Enrico, il nostro reparto tecnico. Buon pomeriggio Marco Stantini. Buon pomeriggio. Ti vedo messo bene qua in mezzo, eh? Sì, sì, sì. Come sempre. Oggi Come anche sempre. ti invidio, guarda. Non ti ho mai invidiato in queste situazioni. E poi questa domenica sei pettinato, non come domenica scorsa. Devo Che dire che questa si è domenica, preparato. questa domenica ho potuto fare con calma. Sapeva, no? sapeva dove, erano gli dove stava lui in mezzo, allora ho detto aspetta che mi presento bene. Però anche il nostro amico Eddie Fabris non scherza niente lì, beh. nella sua postazione, no? Cosa dici Eddie? Non mi lamento. Non ti lamenti? Ascolta, allora, dopo L'imbarazzo della scelta. È un piacere, ti ti ringrazio di essere tornato. Adesso io vorrei che tu, giustamente sai che noi facciamo sempre belle figure in diretta, che tu dicessi apertamente quello che mi hai scritto questa mattina su Facebook in messaggio privato, prego. No, l'ultima parola la lascio a te. Sì, prego. Ho detto se oggi hai organizzato la giornata internazionale, Di? dillo tu. Della gnocca ovviamente. Vabbè, ma più o meno ogni domenica pomeriggio sapete che a me non piacciono le donne, invito sempre uomini che poi non è Per mica- la mia gioia. non è mica colpa mia, Per la gioia cioè. di me, di Emma. Almeno Ricky. Di te e di Emma, eccoci Di qua, Gemma. siamo a posto. Gemma, Allora, tutti si dimenticano il mio nome, anche tu Eva, no? Ti No, ti prego. chiedo scusa, ma è più breve. Più semplice. Come Loris Britti mi Loris chiama Emma perché è più corto, ma No, chiamami. dopo, Gemma, quando sì. torniamo Ma a non casa, chiamarmi e basta, dai. dopo lasciami contratta stare, col prezzo, tanto. siccome oggi è taxista, tu oggi sei arrivata col taxi qua, contratta col prezzo che ti porta a casa Gemma più tardi o Emma. Gemma. E al telefono Ah, sta organizzando mannaggia. San Valentino, dai, che Ancora. se no sabato sera prossima è da sola lei, cosa vuoi? Sai che le donne hanno una certa Tu età, cosa hanno fai a San difficoltà. Valentino? Non me lo Vado dici, a vero? dormire come ogni sabato. Ma Non ho dai. niente da festeggiare a San Valentino. Vieni amore mita. Ma assolutamente no, fino a Udine, poi cosa faccio? Vado a dormire dalla mamma. Allora, vediamo chi sono gli Ok. ospiti di questo pomeriggio. Va bene, Edi Fabris, direttore di 3000 Sport. Grazie Edi, buon pomeriggio, bentornato. Buongiorno a tutti. Roberto non è ancora arrivato. Ma va! Ma va? Allora, Asia Sagrippanti, cantante e musicista. Buon pomeriggio Asia, benvenuta, Buon pomeriggio. grazie. Riccardo Brunello, il chitarrista, e il loro gruppo si chiama Anonima. Ecco, se Dopo venivi- ci spiegherete come mai. Non so perché, se vieni da sola ero più contento, visto che lui è anche tu moroso fidanzato, ma va bene lo stesso. dai. Per questa volta te la facciamo Sì, passare, sì. Asia, grazie. Poi passiamo ad un'altra bellezza, Elena Strizzolo, protagonista del calendario Leodinesi, nonché appassionatissima di rock. Nonché gnocca, buon pomeriggio Elena. Buon pomeriggio a voi. Sarà dura, eh? Penso che all'home rock band, credimi. Poi Valentina Gattesco, insegnante di danza. Esatto. Anche lei protagonista del calendario Leodinesi, nonché tifosissima delle Udinesi. Infatti dopo ci commenterai Non tu delle oggi. udinesi, No, dell'udinese, non dell'Udinese. delle udinesi. Ma dove? Io penso degli udinesi che sarà tifosissima lei. No, dell'Udinese. Dell'Udinese. E dei giocatori no? No. Non sei mai uscita con uno dei marcantori dell'Udinese? Cambiamo argomento. Benissimo, che vuol dire che lo ha fatto e poi ci svelerà le cose intime dei giocatori dell'Udinese. Aspetta che... Buon pomeriggio comunque. Buon pomeriggio, Omar Costantini ci sta seguendo. Fiorentina-Atalanta che in questo momento è, Omar? Sì, mancano 12 minuti al termine di questo anticipo delle 12:30, la Fiorentina conduce 2-1 sull'Atalanta, ha segnato proprio Diamanti pochi minuti fa il gol del vantaggio della formazione viola. Quest'oggi è una partita comunque molto aperta, va detto che l'Atalanta ha messo sotto la formazione di Montella e il gol è arrivato più per una distrazione difensiva dei bergamaschi che praticamente hanno ignorato i difensori, un fuorigioco che effettivamente non c'era, poi le immagini parlano chiaro, il giocatore incriminato dell'offside non partecipava nel vivo dell'azione e Diamanti da pochi passi ha battuto il portiere del Sportiello, portiere dell'Atalanta, per il gol del 2-1.
Seguiremo poi nel pomeriggio, oltre a Napoli e Udinese, va sottolineato 3 partite, perché tra l'altro Parma-Chievo è rinviata a mercoledì causa la nevicata che si è abbattuta anche su Parma, che ha impedito insomma di poter giocare regolarmente il match. Dunque Parma-Chievo si gioca mercoledì alle ore 18, anzi alle ore 19. Poi seguiremo comunque con voi Cagliari-Roma, importante, vista anche la vittoria della Juventus sul Milan di ieri sera. Juventus che a questo punto va a più 10, sua formazione giallo-rossa, e sarà una partita secondo me non facile per i giallorossi, perché ultimamente la Roma, come ho già detto anche ieri in diretta per una TV di Napoli, si sta troppo specchiando su se stessa e gioca poco a calcio. Empoli-Cesena e Sampdoria-Sassuolo. Chiude il programma per quanto riguarda oggi Inter-Palermo alle 20:45, poi domani Lazio-Genoa all'Olimpico alle 21. Perché ieri c'è stata la sfida, la disastrosa disfatta azzurra all'Olimpico nella prima della Six Nation di rugby, 26-3 alla fine il risultato finale, poteva anche andare peggio, e dunque Lazio-Genoa è stata posticipata a lunedì sera. Bene, abbiamo Gemma che sta rispondendo a Radio Taxi col microfono. Prego Gemma. Sì, no, non so se c'è ancora il nostro primo inviato. Tu sai qual è il primo inviato? Che giochi abbia già giocato, giocherà. Il primo è sempre lui. Esatto. Ecco, settimana scorsa era del carnevale. Sì, purtroppo ieri sono andati loro a Belluno perché hanno detto c'è una bella neve là, no? Andiamo a fare una sciata. Ah, quindi non è dalle piste da sci oggi Maurizio Mazzon? Non lo so, se a Dovrebbe Piacavallo sei essere. rimasto a Belluno, sei fermato a Pedavera per un po' di birra. Maurizio, Ah, eccolo lì. Maurizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Dove sei Maurizio? Sono qua vicino a casa in un ristorante, fuori da un ristorante. Ah, quindi oggi giornata di relax, non vai a vederti Sacilese al tuo Vicentino, no? Probabilmente sì, più tardi, però devo ancora smaltire le tossine di ieri. Perché ricordiamo che purtroppo per i nostri amici di Fontana Fredda e per tutti noi naturalmente friulani, il Fontana Fredda ieri non ha neanche giocato male, ma il Belluno ha fatto valere probabilmente, correggimi se sbaglio, il maggior tasso tecnico, la maggior caratura, e proprio a 20 minuti alla fine ha fatto il 2-1, e quindi ieri il Fontana Fredda ha perso a Belluno, ma per 2-1 una sconfitta molto onorevole. No, beh, diciamo che in effetti il tasso tecnico del Belluno è nettamente superiore a quello del Fontana Fredda. Se poi aggiungiamo il fatto che il Fontana Fredda va in campo pensando di essere già salvo, senza pensare che per raggiungere questa famigerata salvezza bisogna usare un po' più di sciabola e meno fioretto, allora la frittata è fatta. Quindi io personalmente sono un attimo rabbuiato, perché ho visto che la squadra, oltre a non aver usato i temi giusti per una partita del genere, poi si è fatta anche i ritiri in espulsioni che non servivano a niente a nessuno e che non servivano a niente a nessuno, anzi peggioreranno quella che è la nostra gara di domenica, certo. Perché siccome avremo 3 squalificati sicuramente non era auspicabile, insomma, ecco. Allora, rimani con noi Maurizio al telefono. Se dalla regia ci fanno cortesemente vedere la classifica dell'eccellenza, che ovviamente è aggiornata dopo appunto la sconfitta di ieri del Belluno, Serie D, scusatemi, non eccellenza, perdonatemi. L'Atalanta, scusami Maurizio, l'Atalanta pareggia quando manca pochissimo alla fine della partita, quindi Fiorentina-Atalanta 2-2. Allora, stiamo vedendo Maurizio, appunto la classifica col Fontana Fredda che è a 30 punti sul lato sinistro della classifica. Però non è tanto da fare festa, perché diciamo che il Giorgione ha 23, cioè ci sono sempre 7 punti, no? Però non è una situazione molto... Capisci? No, sicuramente stiamo molto meglio di altre squadre, però questo non deve trarre in inganno e pensare di dover abbassare la guardia, perché è un campionato molto equilibrato e sull'equilibrio gli episodi determinano i risultati. Sì. Se non siamo sempre concentrati e sul pezzo rischiamo di farci male, punto. Ecco, secondo te, perché poi Maurizio Mazzon dovete sapere che è un grandissimo esperto di calcio, per chi non lo conoscesse, perché Maurizio, a parte aver giocato tantissimi anni, è stato tantissimi anni anche dirigente proprio del Fontana Fredda. Secondo te la Triestina, che è terzultima a 16 punti mi sembra, può ancora giocarsi il fatto di non giocare i play-out o devono pensare ad altro? Guarda, è chiaro che per pensare di dover evitare i play-out devono inanellare una serie di risultati importanti, però sappi che ci sono ancora 15 partite. Certo. 15 partite, ci sono 45 punti a disposizione, sono tantissimi. Ecco. Dopo voglio farti una domanda anche Omar Costantini, ti faccio io l'ultima domanda. Una grandissima polemica a Trieste, la Lega ne combina sempre una più di Bertoldo, no? La Lega in Serie D, il derby Cras-Repè e Triestina, invece che giocarlo oggi, dovevano giocare a Monrupino, lo giocano domani sera.
Domani pomeriggio alle 15. Scusami, domani pomeriggio alle 15. Ma è possibile che succedano queste cose? Cioè, vabbè che è un derby, avevano probabilmente paura che troppa gente di Trieste andasse appunto a Monrupino, lo stadio non è, ma non potevano ad esempio giocarla in uno stadio tipo a Monfalcone, che il Monfalcone oggi gioca in trasferta, piuttosto che, dico una scemenza, adesso ad Udine, che oggi l'Udinese gioca... Cioè, ma come si fa a fare? Era venuta fuori anche la storia, no Maurizio, che venivano a giocare a Fontana Fredda. No, avevamo già organizzato tutto, poi la questura ha fatto marcia indietro, non so su quali tipo di pressioni, perché Perché era un campo di patate, secondo qualcuno. No, te lo dico perché sul giornale, Maurizio, scusa, anticipo Giovanni, sì, perché era questa la domanda. A Trieste vi hanno accusato che Fontana Fredda è un campo di patate, e non lo dico io, l'hanno detto attraverso una TV locale, riportata anche dal Piccolo. Ecco, allora tu cosa dici? Che a Fontana Fredda possiamo dire che il campo si gioca bene a calcio, sì o no? Ma li ringraziamo, che chiaramente loro, visto che sono abituati a giocare in altre nella sfere, ghiaia e nella terra rossa in particolare. Sicuramente non si trovano bene a Fontana Fredda. È chiaro che magari nella vita avere un po' di umiltà e un po' di buonsenso non guasta mai, no? Se loro non si trovano bene a giocare a Fontana Fredda è giusto che giochino a Monrupino, per l'amor di Dio. Noi avevamo dato la nostra disponibilità, poi se la Triestina è troppo diciamo emancipata per giocare a Fontana Fredda, noi ci teniamo il nostro campo, non si tengono il suo, insomma. Ecco, io peccato che non ho preparato, perché avevo diverse foto, tra parentesi abbiamo usato alcune immagini di una delle prime partite della Triestina nel nostro promo, dove si vede in che condizioni era il Rocco quando è cominciato il campionato. Non so se te lo ricordi all'inizio. Ma sì, me lo ricordo benissimo, ma cosa vuoi qua oggi? Adesso io non so chi possa aver detto questa cosa qua. Qua oggi gli si mette un microfono davanti alla bocca a chi che sia in grado di dire le più spaziali cazzate, no? Scusatemi perché veramente dopo e quindi ho messo davanti il microfono a qualcuno, non sapeva cosa dire e ha detto questa cosa qua, insomma. Noi siamo orgogliosi di avere il nostro stadio, loro sono orgogliosi di avere il suo, piacere, grazie, arrivederci. Allora Maurizio, facciamo così, noi abbiamo 2 inviati a Sacile, ma se ci dai la disponibilità magari tra il primo e il secondo tempo, siccome io so che tu sei, ripeto, d'accordo Fontana Fredda, ma tu sei molto sportivo e molto obiettivo, rompiamo le scatole anche a te per avere un giudizio appunto su questa grandissima partita di questo pomeriggio, Sacilese Alto Vicentino. Molto, molto volentieri, adesso vedo se riesco a parcheggiare il prima possibile il rimorchio e poi... Il rimorchio, benissimo. Cosa ridi? Vabbè. Prima riesco a parcheggiare il rimorchio, prima vado a Sacile. Perfetto, grazie Maurizio, grazie, allora ci sentiamo più tardi da Sacile. Scusa Giovanni, Eddie che come me ha giocato a Trieste, sa cosa vuol dire giocare quella volta a Trieste? Forse da quando hanno scoperto l'erba sui campi di calcio sono diventati troppo esigenti, no? Io facevo il portiere, fra sì, l'altro. Io e te abbiamo giocato in porta e sappiamo cosa vuol dire. Come si dice, rifarsi le braghe di calcio tra il primo e il secondo tempo, no? No, ma a parte il vento anche. Sì, ma poi è assurdo lo rinviavi e giravi per ma poi mezz'ora. al di là di questo è assurdo che una partita di Serie D, adesso con tutto il rispetto Giovanni, una partita di Serie D Cras Triestina venga giocata lunedì pomeriggio per esigenze di ordine pubblico. Ma è questione di logistica, perché non Fontana Fredda? D'accordo, ma perché non a Monfalcone, che sono attaccati tutti e due, dai, non è questione di in trasferta, il campo è bellissimo. Come puoi andare da Trieste? Ad esempio, io so che Francesca è d'accordo su questi nostri ragionamenti, vero Francesca? Secondo te è giusto che abbiamo giocato domani alle 3? Certo. No, noi non siamo d'accordo, ma non importa, vabbè. Abbiamo Gemma che oggi è particolarmente microfonata, Gemma, prego. Ma cosa stai dicendo? Non lo so, tu oggi veramente hai bevuto solo 2 caffè con me? Sì, ma non ho guidato, è la prima domenica per tutta l'altra stagione, tutto... quindi sono più tranquillo. Senti, c'è qualcuno che come me ha fatto un po' di Ramadan, no? Perché io la settimana scorsa sono andata, no, questa settimana insomma, sono andata a donare sangue, quindi per un po' di giorni ho dovuto essere, sai, bella ligia. C'è qualcun altro che ha dovuto fare dei sacrifici, ma oggi lo sento particolarmente felice e per scaldarsi penso che poi andrà sicuramente... Nuovamente in vantaggio. Allora, quando mancano 2 minuti più recupero, la Fiorentina va in vantaggio. Pasquale 3-2 a 2 minuti più recupero dal Sarà contento il nostro amico Silvano Pasquale del Pascià, perché Pasquale della Fiorentina è suo nipote. Dicevi, scusa? Che per scaldarsi poi sicuramente potrà bere, perché dove sta lui? lui? Ha ancora la dieta, No. No, ha finito la dieta? A me ha detto di sì. Stiamo parlando del nostro mister terzo tempo Roby Visintin, che a Gemona, anche perché dove fa freddo. Sì, oggi, ma anche no? perché Roby, scusami, mi senti? Sì, ti sento. Ascolta, a Gemona è impossibile non bere, no? È come andare a Cuba e non andare a Donne. Cioè, a Gemona per forza bisogna bere, perché è un clima talmente bello con gli amici di Gemona.
Quando con il mio presidente siamo andati a vedere una finale di un torneo a Pieris, Sì. sai che a Pieris c'è un localino così, si chiama mi Tiffany, dice dai. lui, esatto, mi dice lui, ma come veniamo a Pieris, è come andare a Milano e non andare a San Siro. Ah, tu dici? No, anche a Gemona c'è un bel locale che è di un mio amico, no? Un po' più avanti, sulla statale. Sì, Conosci bene, sì. vedo. No, non conosco bene perché non è che frequento molto queste zone, però... E che di pomeriggio è chiuso, però se noi chiamo Nicola lo facciamo aprire per la fine della partita, per il terzo tempo. Beh, ma magari fanno la domenica pomeriggio qualcosa. Non è proprio adatto, vabbè. No, non è il massimo, no? No, non credo. Comunque si chiama La Nui, saluto Nicola ovviamente, ed è sulla statale Pontebana. Allora, voi siete a Gemona. Lo saluto anch'io. Lo saluto anche tu, benissimo, non ti fa lo sconto, devi fare il mio nome e ti fa lo sconto, ok? Allora, Robby, oggi pomeriggio andate da una gemonese che, vabbè, voi state facendo, sì, voglio dire, state ammazzando il campionato più o meno, non proprio a quei livelli, ma più o meno come sta facendo la Juventus in Serie A. Facciamo sempre questo paragone per far capire anche agli amici che magari seguono un po' con l'eccellenza qual è il rapporto tra Monfalcone e le altre squadre di eccellenza. Ma la gemonese, a parte domenica scorsa, aveva fatto delle belle partite, quindi non è una trasferta molto molto semplice. Cosa dici? No, assolutamente no, anche perché vista la classifica, che presumo, almeno per quello che ho letto nel periodo, è abbastanza, non è proprio veritiera, no? Perché se non mi sbaglio hanno 18-19 punti, quindi sono anche un po' a rischio, sono terzultimi, quindi, però non è una squadra assolutamente, dai nomi che mette in campo, è una squadra che dovrebbe sicuramente avere qualche punto in più, vivere una tranquilla metà classifica, credo. Quindi dobbiamo assolutamente essere molto rispettosi sicuramente degli avversari, ma sicuramente anche temerli, perché nel loro campo avranno sicuramente qualcosa di più. Tra l'altro oggi il tempo, qua pur essendo una bellissima giornata, perché adesso c'è il sole, però come sparisce il sole e passa una nuvola, in un freddo non indifferente, che l'8 febbraio, non l'8 agosto, sei a Gemona e non sei ai Caraibi, cioè giusto per capire, no? Perché tanti si rendono del freddo, ma voglio dire. Guarda che sono temprato, perché il 17 febbraio noi abbiamo il carnevale a casa nostra, quindi siccome il nostro abbigliamento, se tu hai già visto su Facebook, non è che siamo abituati a queste temperature. E tra l'altro a noi ha soffiato a 150 in questi giorni. Sì, ma infatti tra parentesi ieri è stato rinviato sempre in eccellenza il derby Zaule-Rabuiese-Vesna proprio per colpa della Bora, e perché tra parentesi i giorni scorsi aveva più o meno portato via il campo, no? A Rabuiese. Sicuramente le panchine mi sembra, sì, aveva le creato dei problemi all'impianto di illuminazione, esatto. la rete, ma d'altronde quando soffia lì soffia. Sì, a Rabuiese in particolare. È proprio sul cucuzzolo della montagna il campo, quindi hai voglia. Senti, sai che mi sembri troppo serio ultimamente? Torna a bere un po', va. Io... diciamo che fra qualche settimana ci vediamo sicuramente, no? E quindi magari... No, mi raccomando, mi devi far sapere in anticipo. Fuoco alle polveri. No, mi devi far sapere in anticipo quando c'è l'anticipo del Monfalcone, perché mi devo preparare, oltre che psicologicamente, anche fisicamente, perché venire da voi è sempre pesante, ricordati. Però come ti ho consigliato, io ti prenoto comunque una stanza d'albergo nelle vicinanze. Allora sai cosa faccio? Vengo su con Eva. Ma vieni su con chi vuoi, tutti i nostri ospiti. Perfetto, allora invito tutti gli ospiti che abbiamo oggi in studio e tutti a Monfalcone quel sabato. Assolutamente. Va bene. Grazie Robby, ci sentiamo più tardi. A voi, ci sentiamo dopo. Grazie, ciao. Nel frattempo è venuto un graditissimo ospite e un gradito ritorno. Eva. Nel frattempo finiamo di presentare i nostri ospiti, il grande Roberto Bevilacqua, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto. Allenatore del calcio a 5. Che dopo mi spiegate che cos'è perché io non lo so. Futsal de Sala. Signor, calcio. Da queste parti si dice Futsal de Sala. Che giocano con 5 palloni, vuol dire. Cioè, più o meno dai. Francesca, cos'è il calcio a 5? Ah, ok. Ok, adesso ci sono arrivata.
Non lo chiedo a Valentina. Niente. E non lo, beh, calcio a 5 non è che gioca con 5 palloni, si gioca a 5, no? 5. Voglio dire, Intanto non è finita a Firenze, la Fiorentina ha battuto l'Atalanta 3-2. Gemma, Sì, abbiamo un altro inviato in linea, tra l'altro un altro inviato che meno male, almeno lui mi ha detto Gemma, è veramente un bel nome, davvero particolare, ci se lo ricorda. Sì, certo, vero Eva che si ricorda il nome Gemma? Che tutti dicono sì, Emma. Emma, chi abbiamo in linea? Abbiamo Antonio Sorrentino per parlarci di 13° Manzanese. È veramente un gradito ritorno anche di Antonio Sorrentino, è veramente per me un grande piacere perché è un grandissimo dirigente sportivo. Buon pomeriggio Antonio. Pronto? Ecco, non c'è più Antonio Sorrentino, l'abbiamo perso. Si vede che sta facendo altro. Allora, Dulcis in fondo, io presenterei Chi presenti, dimmi. Francesca? Francesca Perin, modella studentessa. Buon pomeriggio Francesca. Non l'ho presentata? No, lei mancava. Ma io sai che sono fatto un po' così, no? Ti avevamo scordato. Allora, aspettiamo di tornare in diretta con tutti i campi, appunto seguiremo 13° Manzanese, ovviamente seguiremo Sacilese Alto Vicentino e avrete tra poco anche collegamento con Fabio Campagnol per Charlie Smuzzane, oltre a questi collegamenti di oggi. Il rugby non c'è proprio perché sono fermi tutti i campionati grazie al fatto del 6 Nazioni e all'asfaltata che ha preso ieri l'Italia dall'Irlanda. Gemma? Ma c'è Antonio, eh? Ma scusami, Aspetta, se io parlo e non provo risponde. a chiamarlo io, provo io. Antonio, ci sei? Pronto Antonio? Antonio non c'è, è andato via. Scusami, metti giù i richiami. Sì, non è che possiamo stare fino alle 5 a vedere se Antonio ci risponde, o no? Allora, attendendo appunto i prossimi collegamenti, giochiamo. Giochiamo. Che adesso io so che far giocare qua, che mi hanno detto che sono espertissimi di calcio. Prego. Ottimo. Ottimo. Allora, dovete indovinare o cercare di scoprire i risultati delle due partite d'oggi. Scoprire. Sassuolo-Sampdoria, SS, sì. Napoli-Udinese. Napoli-Udinese, sì. Qualora indovinaste, vi portereste a casa 3 bottiglie di bianco e 3 bottiglie di Mellore etichetta Pascià. Sì, il bianco è? Le bottiglie di bianco sono? Toccai. Toccai, non di bianco, di Toccai. Di Toccai. Ok. Siamo in Friuli, Siamo mi in Friuli e scordavo. quindi sono due vini tipicamente friulani. Allora Francesca, tu che mi hai detto appunto prima di venire da noi in trasmissione che tu sei tutto di calcio, vediamo, dacci i tuoi risultati. Allora, Sampdoria-Sassuolo, 1, X o 2? 1 la vittoria della Sampdoria, X il pareggio, 2 la vittoria del Sassuolo? 2, quindi vince il Sassuolo. E invece, adesso stai attenta perché rischi di andare subito a casa, Napoli-Udinese. Udinese. Quindi 2-2. Quindi segniamo perché se Va vince bene. Francesca. Ci porti Adesso questo lo fa anche Asia, perché anche lei sotto mi ha detto, mi raccomando, fammi tante domande di calcio che io seguo assolutamente, e soprattutto promozione mi ha detto in prima categoria. Allora, Sampdoria-Sassuolo. Vediamo. 1, quindi esattamente il contrario, vince la Samp. Napoli-Udinese. 1. Ci può stare. Ci può stare. Ci può stare, Sì, ma- ci può stare. Adesso Dai. facciamo un po' di polemica. Magari lei lo fa per scaramanzia. No, ma non sa che ha dato la vittoria al Napoli, era convinta magari, ma non importa. Allora, lei dice 1-1 e invece la Francesca dice 2-2. Adesso facciamo un po' di non la facciamo mai, no, ma polemica. Certo. Casualmente, 2 giorni fa, la federazione, Roberto Edi, cambia l'arbitro di Napoli-Udinese. Raccontateci questa allegra vicenda. Ma questo è la testimonianza del peso politico che hanno certe squadre rispetto ad altre, no? Quando l'Udinese si è lamentata degli arbitri l'hanno massacrata ancora di più, mentre il Napoli ha avuto con questo Mazzoleni una disavventura a Pechino alla Supercoppa italiana 2 anni fa, lo ha un po' velatamente ricusato, hanno cambiato l'arbitro. Ha Questo, tirato fuori la scusa che non stava bene. Beh, ovviamente sì. questo testimonia un po' il diverso peso politico di certe squadre rispetto ad Che altre. poi, Roberto, mi sembra di avere letto che questo Del Bianco, il signor Del Bianco, come si chiama? Dal Bello? Di Bello. Di Bello. Di Bello. Casualmente ha già arbitrato il Napoli e casualmente il Napoli in quelle partite è andata No, casualmente. a parte quello. Casualmente bene, no? A parte quello, è quello che ha concesso il rigore al Cagliari all'ultimo minuto a Udine per il pareggio di 2-2 fra Udine Questo e aveva Cagliari. sbagliato sia a Napoli che a Udine, no? Quindi vuol dire, come ha detto Edi, che certe squadre hanno un peso politico non indifferente, no? Quindi se si cambia l'arbitro vuol dire che qualcosina è successo a Palazzo, no? della Anche FIGC. perché se rivediamo per cortesia il cartellone di oggi,
No? Il tabellone di oggi come si chiama Gemma? Perché Eva? Non c'è neanche Eva qua. Ah sì, No, c'è Eva. lo so, chiamami pure come vuoi, meglio posacenere a sto punto, se lo ricordate meglio va bene posacenere. Sì, vedendo le partite di oggi pomeriggio, effettivamente le due più importanti, ma io ritengo che Napoli-Udinese sia più importante, no, di Sampdoria-Sassuolo, quindi forse lì sarebbe dovuto andare un arbitro di un certo livello, che poteva essere Mazzoleni, ma poteva essere anche qualche arbitro internazionale, no Edi? Ma diciamo che è una fase del campionato abbastanza intermedia, quindi non è forse necessario mettere degli arbitri molto importanti in certe partite, manca ancora tutto il girone di ritorno quasi, quindi loro presumono che il livello qualitativo degli arbitri sia più o meno uguale in Serie A e perciò tendono a non diciamo, mettere degli arbitri particolarmente importanti, a meno che non si tratti di Juventus, Inter o Milan. sì, Ma tra l'altro, se non sbaglio, questo Del Bello, come si chiama? Di Bello era quarto uomo designato, dunque automaticamente per il discorso del regolamento passa lui arbitro titolare e deve essere nominato un quarto arbitro che vada a fare il quarto uomo al posto Ma a suo. Genova, Genoa-Juventus mi sembra, 2 domeniche fa o la scorsa domenica, ha sostituito proprio l'arbitro Rizzoli che si è infortunato durante la partita, quindi forse è un destino suo di essere l'arbitro sostituto. Voglio dire, stiamo facendo congetture, no? Magari poi il campo ci smentirà durante la partita, sì. Però voglio dire sono successe talmente tante cose strane quest'anno, no? Che purtroppo è umano sospettare di queste cose. Perché poi voglio anche chiedere una cosa, no? Dopo le dichiarazioni che ha fatto... No, aspetta. Grazie, ti ringrazio GP, perché altrimenti perdiamo per strada tutti gli inviati oggi, anche perché ce n'è uno in cui credo. Quello con cui esce a San Valentino? Quello con cui esce sabato prossimo? No, penso sarà con la sua fidanzata, ma la domenica coi collegamenti è solo mio ed è Fabio Campagnoli. Infatti, siccome sapevo che era Fabio Campagnoli, Fabio, allora sabato finalmente porti Gemma che non esce più da tanto con un uomo fuori a cena? Io uscirò a mezzogiorno con Gemma e la sera con la compagna ufficiale mia. Ho capito, quindi fai San Valentino lunch time, Marco Santini, come in Serie A. Faccio la doppia come i DJ famosi. Fai la doppia, o si può dire fai la doppietta in altro senso, ma non importa. Mi sono trattenuto. Io no, sai come sono fatto. Allora, da Carlino... Buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio Fabio, naturalmente, da Carlino per Cerlis, Muzzano e oltre. Una partita difficilissima che sicuramente voi affrontate col coltello tra i denti, vero? Sì, ma non stai dicendo una... c'era del sarcasmo in quello che dicevi, ma non... No, assolutamente! Come mai ci pensi? No, gli amici tu sai che la nostra squadra simpatia qua in studio ovviamente è l'oltre, no? Sì, ma c'è da dire che per me è un po' meno simpatia, in quanto abbiamo perso in Coppa e abbiamo vinto con uno striminzito 1-0, quindi di misura in campionato. Vediamo oggi come... Scusami, sarebbe come se Juventus-Parma, la Juventus, questa è la proporzione, no? Se la Juventus avesse paura del Parma, voglio dire. Per quanto noi stimiamo gli amici di Faedis, no? No, paura no, non ne abbiamo, però affrontiamo tutti e soprattutto queste partite perché Cerlis, Muzzano, ISM e Docet le affrontiamo con più concentrazione, ecco. Bene, altre cose da dirci? Ad esempio il ristorante dove porti Gemma, l'hai già deciso? Sì. Ma giochi in casa o vai in trasferta? Sicuramente in casa. Giochi in casa. Ma sono vegetariana, non so se lui lo sa, ma guarda che a Carlino c'è una florida agricoltura nella bassa friulana. Esatto. Quindi cavolfiori, zucchine. Ecco, ho detto carote, ce n'è per tutti i gusti, vero Fabio? Aspettavo elencassi gli ortaggi, guarda. Sono quelli che piacciono alla Gemma, non è colpa mia, Sì. Va bene. Anche le melanzane, sai quelle belle grosse le piacciono? Fabio, ti saluto io perché GP è veramente inascoltabile oggi. Grazie Fabio, a più tardi. Grazie Fabio, a più tardi. Allora, siccome tra un po' andiamo in pubblicità, poi è arrivata Michela. Un'altra bellezza da aggiungere alla lunga lista. Alla lunga lista. È il primo momento per Asia e Riccardo, che li prendiamo così al volo, perché si ride e si scherza. Loro sono due musicisti
bravissimi. Io ho avuto il piacere di presentarli in un contest, non mi ricordo se 2 o 3 anni fa, scusatemi. 3 anni. Hai visto che avevo ragione io? Infatti. Sono vecchio ma non ancora del tutto Il rimba. tempo passa veloce. Vedi? E io ero rimasto molto sorpreso, primo dal gruppo, che erano bravissimi, e soprattutto dalla voce di questa bellissima ragazza adesso. Quella volta era una bambina, perché quella volta avevi? Quasi, sì, 14 anni. Ecco, 14 anni. Allora, primo pezzo, cosa ci fate? Così, veloci, al volo. Try di Pink. Benissimo, prego, chitarra, voce, eccetera. Tra poco vi daremo naturalmente tutte le schermate intere della Serie D e dell'eccellenza. Voglio ancora ricordarvi che la Rugby Udine quest'oggi non gioca, in quanto ieri c'è stato appunto il Six Nation di rugby, praticamente sappiamo che come vale per il torneo di Viareggio, insomma per certe categorie c'è questo periodo dedicato al 6 nazioni che vale più di un mondiale, a dire il vero. Purtroppo l'Italia ha cominciato col piede sbagliato, anzi proprio senza i piedi, 26-3 il finale, un'asfaltata di non poco conto che pregiudica un po' tutta la... si vede di nuovo il cucchiaio di legno. Lo scopo dell'Italia appunto è riuscire a fare almeno un punto e non prendere il famoso cucchiaio di legno, che Francesca, che cosa significa cucchiaio di legno nel 6 nazioni di rugby? Si fa la polenta o il minestrone, insomma, cucchiaio di legno. Allora, Riccardo e Asia, prego. Ve l'avevo detto che era una voce clamorosa, grazie ad Asia. Allora, prima di andare in pubblicità, ricordiamo le due partite del nostro gioco d'oggi. La prima partita è SS. Sassuolo Sampdoria e Napoli Udinese. Mi raccomando, giocate perché vi portate a casa ben 6 bottiglie all'etichetta Pascià. Allora, adesso chiediamo anche il pronostico a un'altra espertissima che è proprio qua davanti a me. Sei uno spettacolo anche da dietro, oltre che da davanti, pensa. Sai? Sì, molto. Allora, Sampdoria Sassuolo. X, Udinese, Napoli Udinese, scusa? 2. Quindi X2 segna. Ok. Che poi si devono portare a fare. Mi fa piacere. Com'è? Mi fa piacere questo ottimismo riguardo all'Udinese. Ma bisogna! Prima o poi dovrà vincere una in trasferta. Poi ricordiamo, Edi e Roberto, che la partita di Coppa Italia, in cui il Napoli il secondo tempo aveva giocato con la squadra titolare, meritava l'Udinese che si giocava in 10. Poteva essere vinta, se potrebbe non essere rigore vinta, Fasullo. purtroppo gli episodi questi Mi piace perché ultimamente mi guarda spaesato. Come dire, di cosa parlano questi? Di Ma chiedi l'opinione anche di Valentina. Adesso abbiamo ancora solamente 2 ore e mezza, quindi figurati, tra poco benissimo. parleremo di tutto. Noi adesso andiamo in pubblicità, c'è Michela che deve accomodarsi con noi. Partiamo, andiamo verso un caffettino. Finalmente ha preso la macchina del caffè, hai saputo, Gemma?
Cosa hai fatto? Hai preso la macchina del caffè, mi hanno detto. No, veramente ho rotto la mia macchina a 4 ruote, ma la macchina del caffè non l'ho presa. Un'illusione, io mi ero illusa. No, allora voi due avete bevuto dallo stesso bar prima, perché adesso comincio ad avere i miei dubbi, Vabbè, dai, ci vediamo tra pochissimo e rimanete qua naturalmente con noi l'altra domenica. A tra poco. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià a Zano Decimo, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a Carnevale e solo alla Plastica. La Plastica, tutto per il Carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro Carnevale più divertente. La Plastica, a San Vito al Tagliamento. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 euro. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center, tutte le novità degli smartphone. Phone Center, le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Eccoci signori, siamo ritornati e come dicevamo prima aggiungiamo un'altra persona alla nostra lista di bellezze. Buon pomeriggio Michela Ellero, modella. Buon pomeriggio Michela, grazie di essere venuta. Michela e Francesca ho avuto il piacere e l'onore
di conoscere venerdì sera al Fossamala, hanno partecipato ad una delle, come si chiamano? No, qualificazioni, io sono col calcio. Dei concorsi. Selezione, bravissima Francesca, grazie, di Star of the Year. Tutte e due ovviamente hanno vinto una fascia, perché volevo dire, sì, guardatele, le vedete che sono una più bella dell'altra. Gemma! Allora lui, quello in collegamento, non ha vinto fasce, ma è un illustre, sono inginocchiata sui ceci perché il nostro avvocato, proprio in tutti i sensi, l'avvocato Maurizio Mazzarella, che ci parlerà della partita che si svolge a Bianco Scudati, è un paese, no? No, a Sacile, semmai. A Sacile Alto Vicentino. Hai ragione, ho sbagliato a leggere la riga. Ma benissimo, non un paio importa, d'occhiali. che so che hai difficoltà. Di Prego, avvocato, buon pomeriggio e bentornato. Ciao Giovanni, tutto bene? Ritmi altissimi subito qui a Sacile. Biancorossi di Sacile si schierano contro il bianco-neri quasi di Marano, ma la maglia oggi è nera. La partita sembra gradevole dall'inizio. I ritmi non sono di questa categoria, mi sembrano più alti. Niente, 0-0, non è successo. 2 secondi fa effettivamente l'Alto Vicentino è stato vicino al gol, poi per il resto è stata battaglia a centrocampo. Invece ti do in diretta già le prime 2 variazioni in Serie D: Bianco Scudati Padova 1, Tamai 0 e Draw 1, Montebelluna 1-0. A Padova è difficile andare a portare via punti. Esatto. E io penso che sarà difficilissimo, a meno che Furlan non inventa qualcosa in contropiede, ma è difficile. Passando il Padova subito in vantaggio, la partita tatticamente si mette a favore sicuramente del Padova. Allora, parlavamo prima, visto che tu sei uomo di sport, ma soprattutto un grandissimo conoscitore di calcio e dirigente sportivo, raccontaci un po' la tua idea di questo cambio al volo dell'arbitro di Napoli-Udinese, che ci facciamo una risata, dai. Ma è un mistero, sono i misteri della Federazione Italiana del Gioco Calcio. O quello che era stato designato non se la sentiva di arbitrare, era Mazzoleni, o stava male, sì, appunto. Ricordiamo, e di fatto si diceva di Mazzoleni, no? C'è stato l'episodio del 2012 nella Supercoppa italiana a Pechino fra Juventus e Napoli, quando anche il Napoli ha avuto 2 espulsioni e poi non si è presentato nemmeno alle premiazioni, quindi... Ecco, che non sia magari legato... No? Beh, io ricordo la partita di Coppa Italia, recente, l'Udinese ha fatto una grandissima partita e poi bene o male è passato il Napoli. Sì, ma sai uno degli arbitri amici dell'Udinese, sì, quello è chiaro che il Napoli ha un seguito di pubblico un po' in tutto il mondo, è chiaro che stanno spingendo tutti per portarlo in quella, almeno in quel terzo posto, che forse comunque come organico anche gli compete. Forse anche secondo, avvocato. Lo so. Ma non perché il Napoli viene aiutato, perché la Roma, lo sai meglio di me, si sta troppo rispecchiando come Narciso. Sì, la Roma non capisco la Roma, non capisco Sabatini da via destro per prendere il Barbo. Scusami, è una cosa allucinante, che non ha senso. È arrivato rotto, tra parentesi, sì. Ecco, poi ma indipendentemente anche se stesse bene, non c'è partita fra i due. Se tu vuoi vincere il campionato non puoi dar via destro e per andare a prendere il Barbo. Poi onestamente ha avuto anche, però bisogna dire, la Roma 3 grosse perdite, che sono quelle del centrale, che è stato male, era il migliore della difesa, di Strootman, e poi appunto secondo me di destro e di Gervinho soprattutto, che è sparito per la Coppa d'Africa, adesso non stava mai, che guarda caso è andato in finale con la Costa d'Avorio. Quindi va anche parzialmente giustificato, insomma, la Roma perché ha avuto grosse perdite in più. Pjanic non sembra quello dell'anno scorso e De Rossi anche lui ha sempre problemi muscolari, quindi sono giocatori importanti. Senti, avvocato, seppur con le ultime 3 partite con cui gli arbitri, diciamoci la verità, gli hanno dato non una piccola spinta, no? Sì, ma è normale quello. Anche ieri sera, io sono juventino, ma secondo me il gol di Tevez era leggermente in fuorigioco, che forse per un'altra squadra veniva alzata la bandierina, per la Juventus no. Ma sai, e queste sono la sudditanza psicologica che dura da millenni nei confronti delle grandi squadre. Avvocato,
Ma questo avviene anche nei campionati di Serie B e di Serie C. Sì, ma avvocato, se permetti, sono gli stessi che hanno contestato, poi ricordati che hanno detto che il famoso gol di Turone era in fuorigioco. Sì. Allora hanno ripreso gli stessi cameraman con le stesse telecamere di quella volta, la Juventus produce le partite per conto suo, però stranamente i fuorigiochi non si vedono. No? Sì, poi è entrato fuori che No, Carlo poi Sassi, dico, deve essere firmata l'immagine nel momento in cui tu con il piede tocchi la palla, no un centesimo di secondo prima, perché in un centesimo il giocatore è regolare, un centesimo dopo è fuori gioco. Il trucco è quello di fermare l'immagine un attimo prima che chi lancia tocca la palla. È chiaro che diventa regolare. Ecco, allora, comunque, dopo questa e poi sul portiere effettivamente poteva esserci anche fallo sul portiere. Ricordatevi che io sono juventino dalla nascita, quindi dovevi avere anche tu un difetto, non potevi mica essere un uomo perfetto. Allora, Maurizio, ascolta, 20 minuti a Sacile, com'è? Sacile, ricordiamo, partita importantissima, Sacilese Alto Vicentino. Qua a Sacile? Sì, come sta andando? No, sta andando bene perché tutte e due le squadre giocano a viso aperto, hanno un ritmo che mi sembra superiore alla categoria, sì. Sono due belle squadre che onorano il campionato secondo me di Serie D. Perfetto, bene, allora... non a caso uno è seconda e l'altro è quarta in classifica. Ovviamente. Allora Maurizio, noi ci sentiamo durante la partita tu sei lì insieme a Fulvio Ferone per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale per questa importantissimo Va scontro. bene, appena c'è qualcosa vi chiamiamo. Perfetto, grazie. Va bene, buono. Una cosa divertente, Giovanni, se ti rubo proprio 30 secondi, perché la Juventus è l'unica squadra di Serie A che si autoproduce le partite e cede dunque, no, ma a parte gli scherzi, cioè cede le immagini per Mediaset Premium e Sky via dicendo. L'assurdità è che un anno fa è venuta fuori la storia che il gol di Turone sarebbe in fuorigioco, una palla di prima categoria, perché chi ricorda bene le immagini, le possiamo rivedere tranquillamente, Turone scatta di qua, perché se non ricordo male è Gentile. Sì, ma cioè, la Rai, attenzione, la Rai, stranamente, non si sa come, il replay del rallentatore delle immagini manca esattamente la posizione della telecamera su cui si vedeva nettamente che Gentile teneva in gioco Turone. Era ancora vivo Gianni Agnelli. Ecco, allora la stessa Juventus che ha rimesso in gioco il discorso ieri sera chiaramente fa vedere lì, ma perché basta spostare in digitale, se sta un attimo, sposti un attimo l'angolatura e risolto il problema. Vabbè, comunque anche l'avvocato ha ribadito anche lui il fatto che quel gol era da annullare perché era in fuorigioco. Io so che Gemma non so, è nervosetta, nel frattempo pareggia il Montebelluna, quindi draw 1, Montebelluna 1, tutto il resto rimane uguale, tra poco vedremo. No, mi ero sbagliata prima con i biancoscudati perché era la partita e volevo aggiornarti. Sono un po' più che nervosetta, svarionata, ecco. A far da taxista a te succede anche questo. Quindi biancoscudati Padova, Tamai, siamo 1-0, però purtroppo il nostro inviato oggi è impegnato in panchina, di conseguenza non riesce a fare i collegamenti, ci dai i risultati in ogni caso. Comunque avevamo già aggiornato il risultato prima. Grazie. Benissimo, ecco, ma io sai che non ti ascolto quando parli, quindi... Ma neanche quando non... in tutti i casi, anche quando non sei al telefono non mi ascolti. Andiamo avanti. Sì, ci sono un po' di messaggi, un po' di ascoltatori da salutare, a parte tutti quelli che stanno scrivendo per il gioco, e li salutiamo. E poi c'è un messaggio che dice: ciao Elena e ciao Vale, siete bellissime, by Mattia Rock. Mattia Rock? Eri con lui all'Home Rock Bar ieri sera? No? Tu Valentina? No. Ma sapete... Attenzione, Letto con lui alla sola, Valentina era a letto con chi intanto? Col mio cane. Si Potrebbe anche si chiama? Totò. Totò. Salutiamo Totò che sta guardando la mamma qua. Ciao Totò, ti sta guardando? Sì, può essere. Ma potevi anche portarlo, no Totò? Potevo. Cavolo, guarda là quanto è fritto le va da mangiare, cavolo. Prego. Poi c'è un altro messaggio che dice: buona domenica a tutti e tutte. Cos'è? C'è il festival della frittola, F puntini puntini, uno lo interpreta. Accoppiato di Fabris. Esatto, però evidentemente hanno avuto lo stesso pensiero. Poi c'è un altro messaggio che dice: un saluto al Moretto con gli occhiali, ma era meglio il maglione dell'altra puntata. Perché sei tu Moretto con gli occhiali. Io preferisco questo. Omar preferisce questo. Poi salutiamo il nostro Daniel che dice: un saluto e un grande bacio a Gemma da parte di Daniel.
Lo speaker brasilero da San Vito. Come mai il brasilero? C'è il carnevale? Non va allo stadio, quindi ha già bevuto, sono le 3:10, Ecco. lui è già in festa. E un saluto al grande GP. Grazie. Poi c'è anche il nostro Andrea Buzz che dice un saluto al mio amico GP, il gatto leone ti sta guardando. Cavolo, Poretto. guarda che Ah, a proposito di gatti. il gatto leone che ci guardi è tanta roba, Ecco, un gatto che si chiama Leone e tu prima che mentre stavamo entrando in un bar mi dici, beh tu sai che cani e gatti non sono uguali, vero? No? No, non lo sapevo, grazie per avermelo detto perché oggi ho imparato una cosa molto importante. Poi c'è il nostro Massimo Più Bello che ci scrive. Il più bello. Sì, no, che Massimo Più Bello, quando ha visto che era ospite Valentina, mi scrive, ma perché non mi inviti mai quando ci sono le mie amiche? Io ho detto, puoi anche passare Massimo da noi, non è che hai bisogno dell'invito, no? Lui dice, della serie chi se ne frega, mi sto perdendo la puntatona odierna ma sono vicino al mio amico Giovanni attorniato da tali ospiti. Love. Aspetta, che rapporti hai tu e Massimo Più Bello, Valentina? Non lo conosco. Benissimo! Oh no, è tuo amico Massimo? No, io non lo conosco. Benissimo. C'è una confusione enorme. Vabbè. Aspetta, Francesca è tuo amico Massimo Più Bello? Non so chi sia. Benissimo, Michela? Non so chi Asia? sia. No. Agli uomini non Quando chiedo che nessuno si assume le sue responsabilità, attenzione. è amico di Eva. Sì? L'ho conosciuta alla puntata, questo è vero. Beh, gran personaggio. Poi Sì. il nostro amico Eddo che dice buongiorno alla voce più bella. Se questo ti imbarazza non dirlo. No Eddo, non volevo leggere il messaggio di scorsa settimana perché dicevi di inquadrarmi. Io non sono allergica al microfono, ma alle telecamere sì. Tanto più o meno sai che andrai anche tu in video, no? Benissimo. Perché stiamo studiando come metterle là dietro nascoste. Studia, arriva all'università prima. Sì. E i miei complimenti alla trasmissione è fatta da persone comuni, che carino, che è come lo sono io e da chi si crede, non da chi si crede un divo, diciamo, ma non lo è affatto. Grazie per i momenti di simpatia. Ma noi abbiamo abolito le province, dunque siamo comuni, basta. Oh signor. Facciamo un applauso per cortesia a questa freddura perché abbiamo Un altro messaggio dice così: ciao a tutti, mi chiamo Fabio, vorrei mandare un saluto e un grandissimo bacio a Valentina, Robin Gattesco e Elena Strizzolo. Ciao. Buon gustaio, benissimo. Un altro ancora, complimenti per la vostra stupenda trasmissione che ci tiene sempre compagnia nelle domeniche pomeriggio e un caloroso saluto alla bellissima principessa Elena. Allora siamo 3-2, perché allora facciamo anche i giochi, no? Dobbiamo lanciare il gioco quanti messaggi arrivano per una e per l'altra, perché tutte queste donne qua non ci sto mica dietro. A proposito, io e Eva abbiamo sottoscritto un contratto che devi firmare più tardi, tu non sai niente, però se ci vuoi ancora al tuo fianco, lei al tuo fianco, io come tassista, siccome sabato prossimo è San Valentino, oggi è il festival della frittola, la prossima settimana direi che tocca a me Eva, giusto? Regalo in ritardo di San Valentino da parte tua, ci porti un po' di uomini con la fascia. Non ci penso nemmeno. Tu sei già nel lifestyle con Fabio Campagnol sabato. Tra l'altro, cosa ne sai te che io non esco a cena con qualcuno da un po'? Ma cosa ne sai te? Che mi rovini la piazza, mi rovini. Il mio Mossad che mi racconta tutto. Sì, certo. Che bello. Finiti i messaggi? Sono finiti. Finiti i messaggi. No, perché poi, vabbè, noi facciamo un po' di casino su Facebook, no? Per dire che ci sono, che non ci sono. Quando io ho postato le foto di Elena e di Valentina, che poi vedremo tantissime loro bellissime foto come anche di Francesca e di Michela, si è scatenato l'ira di Dio, no? Su Facebook, soprattutto ieri pomeriggio. Ma Valentina mi sembra che hai fidanzato, no? Sì. Lei invece no, ragazzi. Guardate bene qua, per favore, inquadratemi la Inquadrate Elena. lei. Inquadratemi Elena. Io adesso non lo so, io dico sempre che la società è un po' strana, no? Roberto, Edi e Omar. Tu non ti riguarda Riccardo, no? Allora io non sono un esperto di motociclismo e di automobilismo, però devo dire che ha una buona carrozzeria e penso che anche il motore non sia male, ecco. E soprattutto è tutta originale, questa è la cosa importante, questi tempi. Sì, confermo. Ha toccato, scusa Omar, come fa a saperlo che è tutto originale? Mica hai allungato le mani lì, Io sono un giornalista di provincia a cui il voyeurismo non si addice, punto. No, poi si vede insomma che è originale. Cioè, che nel senso che non è tutta la mamma e il papà qua, non è sicuramente non chirurgie c'è estetiche, cliniche estetiche, si vede benissimo. Ma il papà e poi anche comunque attività fisica. Sì. Cosa fai in particolare? Palestra. Palestra? Io vado a correre anche. Che brava che sei. Sì. Come te, uguale.
No, io faccio Avete ma io devo ribadire che io sono friulano, sono orgoglioso e faccio la palestra friulana, che sai qual è, no? Che è questa è la palestra friulana e infatti vedete che tanta fatica dà i suoi frutti, ecco, e non dovete, quella è la palestra friulana, mica come te che vado a fare, come cavolo si chiama il tuo sport? Bodybuilding. No, si chiama la tua specialità? Categoria bikini. Categoria bikini, per l'amor di Dio. Allora, nel frattempo siamo al 30° delle partite, in Serie D non è cambiato nulla, allora è tutto 0-0, a parte Bianco Scudati Padova Tamai 1-0 e Draw Montebelluna 1-1, mentre in eccellenza Gemma non sono arrivati ancora aggiornamenti, quindi è tutto fermo sullo 0-0, ci dispiace non avere l'amico da Tamai. Gemma non ti ascolta. No, mi ha fatto così il cenno con la testa. Bene, allora io direi, tra poco io me ne vado a Casarsa, no? Come al solito a vedere... La mia amica Chiaretta. No, la perché mia amica Chiaretta. No, tu devi capire che invece noi siamo entrati in congiunzione. In congiunzione. E ti abbiamo lasciato, ti abbiamo messo da parte. No, perché poi parliamo, tra parentesi, con Chiara, perché io sai che mi preparo prima le domande da fare a Chiara, farò delle domande riguardo anche Valentina. Ma le conosce? No, non me ne importa. Valentina e Elena, faccio delle domande a Chiara, le chiedo come mai queste due ragazze fanno certe cose, lei no e via avanti. Quindi sarà interessante. Ma questo lo faremo tra poco. Io direi che manca qualche minuto, siccome loro due sono molto bravi, no? Io direi di ascoltare un'altra. Sono molto bravi loro due. Quindi è bello perché li prendiamo sempre così al volo, no? Loro non se lo aspettano e secondo me è molto divertente. Allora, un altro pezzo musicale per aspettare l'inizio di Udinese-Napoli. Scusatemi, prima che loro cominciano a cantare, avete visto gli spogliatoi? Valentina? Sembrano i miei di quando giocavo a San Gottardo. Benissimo! Valentina, allora, in mutande, qual è il giocatore dell'Udinese che ti piace di più, a parte quelli che hai frequentato? Nessuno, non guardo quelle cose. Non è vero. Non dire bugie. Ma poi il modo in cui lo dice, con un sorriso. Perché c'è il fidanzato che guarda, non può dire altre Siamo cose. in fascia protetta, vero? Il più gradito dalle donne è con E. Con E. No, a me Però piace Guilherme. Guilherme. Pensa a Guilherme nell'intimità, Mi piace tanto. è lento in campo, pensa nell'intimità cosa deve essere, no Edi e Roberto? Cioè se questo è così lento in campo, hai tempo di addormentarti, di ragionamento. Chissà che magari sia lento in campo perché magari ha un'altra attività. Ah, tu dici che questo il sabato sera invece di... Una mezzala di raccordo, quella che una volta veniva chiamata una mezzala di raccordo. Sì. Ma lui più che raccordo una mezz'ora da nanna, no? È in campo oggi Guilherme? Sì, gioca. Beh, ma magari questa partita ci può stare, no? Uno che rompe il gioco, rallenta, no? Per cercare di fermare. Soprattutto è uno che sa dove mettere il pallone, questo è sorpreso. Perché il centrocampo dell'Udinese generalmente è stato sempre muscolare negli ultimi 2 anni, questo almeno è lento, ma è uno che quando ha il pallone tra i piedi lo mette dove vuole. Ecco, Adesso avevamo inquadrato Tero Omar. Attenzione, Sassuolo in vantaggio a Genova. Che aveva detto 2? Sampdoria 0, Sassuolo 1. Lei sa tantissimo di calcio. Francesca Perina aveva detto Avevi detto 2. Vedi che altro che non so di calcio. Subito l'hai azzeccata. Dopo 48 secondi. Pensa a te, proprio pronti via. Va bene, Asia e Riccardo, cosa ci cantate? Invece no, di Laura Pausini. Bella! Finalmente qualche ragazza giovane che canta Laura Pausini, perché di solito è considerata una cantante. Anche italiana, Sai quando? Ma non è quello, di solito Laura Pausini viene considerata una cantante italiana ma per vecchi tipo me, no? Non da ragazzi giovani. Anche se fa canzoni molto difficili, no? Belle idee. Record in Serie A, l'Udinese dopo 40 secondi, Alberg è stato ammonito dopo 36 secondi. 36 per un fallo inesistente. No, più che altro forse era fallo del napoletano, no? Ha addirittura saltato il suo avversario per non fargli fallo e l'arbitro l'ha ammonito dopo 36 secondi. Ricordiamo che l'arbitro è il signor, scusa Omar? Di Bello. Di Bello, ecco, ricordiamo, Bello, sostituito, che ha sostituito Mazzoleni 2 giorni fa. No, non era niente, non era assolutamente niente. No, ma eventualmente Edi e Roberto era fallo era un contrasto. Era un napoletano. No, Alberg ha saltato l'uomo e involontariamente ha colpito l'avversario, ma Beh, diciamo che dopo non intenzionalmente. Il fallo, ma non la munizione. Diciamo che dopo 40 secondi l'arbitro ha già fatto capire all'Udinese che riattira, dai. Questo è il segnale, no? Comunque diciamo... una considerazione di massima che ti fa dire povero Conte. Sì. Su 22 in campo 3 soli italiani. Ah, benissimo. 2 nel Napoli, Gabbiadini. Nazionale di quelli che sono lì. Sì, e quindi questo ti fa capire perché Conte si lamenta e non può mettere in campo una nazionale decente. Certo.
è costretto a pescare perfino Pellè nel campionato inglese. Allora, un attimo Asia, Riccardo, Gemma. Un aggiornamento per la Serie D, purtroppo, secondo gol per i biancoscudati contro il Tamai, quindi siamo biancoscudati Padova 2, Tamai 0. Ok, allora è il momento Questa appunto ti condiziona. con e invece no di Laura Pausini. Prego ragazzi. Forse bastava respirare, solo respirare un po'. Fino a riprendersi ogni battito e a non cercare l'attimo per andar via, non andare via, perché non può essere abitudine dicembre senza te, resta qui, spera l'impossibile, e invece no, non c'è più tempo per sperare, per credere che ti avevo dato amore. Io sono qui e avrei da dire ancora, perché si spezzano tra le cose più importanti, quelle parole che non usiamo mai, e faccio un tuffo nel dolore per farle risalire, riportarle qui, una per una qui. Le senti tu, pesano e si posano per sempre su di noi, e se manchi tu io non so ripeterle, non riesco a dire no, non c'è più tempo per sperare, per credere che ti avevo dato amore. Io sono qui e avrei da dire ancora, e invece no, non c'è più tempo per sperare, per credere che io ti avevo dato amore. Io sono qui e avrei da dire ancora, se bastava respirare, solo respirare un po'. Che bravi! Bravissimi, bellissima voce Asia, bravo Riccardo naturalmente. Allora Valentina, cosa succede a Napoli quando siamo al quinto, sesto? Succede che l'Udinese è un po' stanca, la vedo. Colpa tua mi sa. Sì. Cosa hai fatto ieri sera? Troppi palloni si perdono. Eri a non va Napoli bene. ieri sera? No. No? Ero a casa. Si perde, sì, con Totò, appunto. Col cane. Con Totò. Che poi Roberto, ma c'è da dire, che casualmente Totò di Natale, quando c'è da andare a giocare a Napoli succede sempre qualcosa, Esatto. vero? Sono 4-5 anni che non va a giocare sì, a Napoli. in Coppa Italia era in panchina, La sappiamo, munizione ci stava, però in quel momento lì magari È stata poteva cercata, evitarlo. è stata cercata. Sì, ci sono voci, no? Però io vedo qua Sì. Si sente che la manca. difesa, Attenzione perché ha la pareggiato difesa la Sampdoria, è ben importante. organizzata, vediamo bene la linea. Sì, scusate per il gioco in schedina da casa, dunque la Sampdoria ha pareggiato e dopo 6 minuti a Genova, Sampdoria 1,
Sassuolo 1. Ecco, dunque Occhio. segno schedina X per chi ha segnato questa partita. Ecco, anche Gemma penso che abbia qualcosa da dirci. Sì, ma non sono aggiornamenti, volevo salutare un paio di persone che ci hanno scritto. Allora, un bacio per Vale, by Mami e Forza Udinese. Grande! Un applauso a Mami, un applauso! È bello avere le mamme che ci guardano. Poi un altro messaggio dice: davvero piacevole Gol del vedere... Napoli. Ah sì. Mertens. Scusa, sì. Non è possibile. Allora, È stata una bella azione, va detto. Mertens si è inserito molto bene. I difensori dell'Udinese, un po' come si dice in questi casi a nozze, in diagonale, nulla da fare per Cannezzi su 1-0 per il Napoli. Il principio di base è che non può impostare la partita solo per difendere. Esatto. Questo è un grosso problema. Tanto più che il Napoli è a forte trazione anteriore. No? Avevamo fatto bene, la solo difesa controllato era ben però. scaglionata fino adesso. Solo controllato. L'azione che parte dalla tre Questo quarti, è un un triangolo, triangolo, Mertens anche vince rimpallo. un rimpallo. Il rimpallo lì bisognava vincerlo. Tanto erano in tre, erano si in aiuta tre col davanti. gomito tra parentesi. No, vabbè, ma lì non... Ha allargato il Però- braccio. però vediamo. Guarda, hai visto? Ha allargato il braccio. Lì ci stava un fallo anche, non doveva entrare in area. Infatti, ecco, vediamo che Stramaccioni si lamenta del fatto che il giocatore Fallo da Mertens fermare prima. si è allargato leggermente il gomito perché l'aveva perso nel contrasto, la palla non gli arrivava sul petto o sul corpo, ma lui ha allargato un attimo il braccio. Ovviamente un'azione talmente veloce che qua non si può imputare niente all'arbitro, no? No, ma il concetto di volontarietà non esiste più nel fallo di mano. Perciò se è fallo di mano, involontario o volontario che sia, è il fallo di mano. Io dicevo, lui ha fatto proprio così, no? Ha fatto così col gomito, Si è proprio con questo aiutato qua. col sì, può essere che non portare l'abbiano avanti il visto perché non è che ha allargato il braccio così, ha solamente allargato il gomito per riuscire a tenere la palla giusta. No? C'è un giudice di linea però dietro la porta. Abbiamo che visto cosa vede, fanno i dovrebbe, giudici di appunto. linea, dai, i gol della Roma, dai, lasciamo stare queste minchiate che sono in Italia, si possono fare queste cose. Ricordiamo che i giudici di linea sono solo in Italia, tra parentesi, no? Quindi, Gemma, Sì, stavo appunto salutando questa persona che dice: davvero piacevole vedere una trasmissione ricca di simpatia in una domenica pomeriggio. Tra l'altro una bellissima domenica pomeriggio ricca di sole, no GP? sì, come sempre, perché come ricordiamo sempre. che dal 7 di settembre ad oggi noi abbiamo avuto solamente una domenica di pioggia e io e Sì. Gemma siamo molto felici Possiamo di questo. chiedere di avere dei finestroni enormi Sì. che guardino verso il cielo, almeno entra un po' di sole, Io perché qua non ci... condivido, magari anche un po' di caldo. Beh, oggi Che non ne fa abbiamo freddo. bisogno. Oggi non fa tanto Ma freddo. sei tu che hai caldo, tutte le donne scommetto che la se tu porta chiedi aperta ti dicono abbiamo freddo. Avete freddo? Vero Elena? tu le vuoi mezze nude. Allora vediamo, abbiamo 3, 6, 9, abbiamo 12 bottiglie di vino, ci scaldiamo tra poco. Ok, poi dice un saluto a tutti, specialmente alla magnifica Elena da parte di Marco. 4-2. Attenzione. No, perché su Facebook eri in vantaggio tu. Vedevo, sì, no? Tra i era vari fallo. commenti era Valentina in vantaggio, invece qua tu stai sopravanzando la Valentina 4-2. Ti stai rifacendo bene, dai Elena. Allora io direi che andiamo in pubblicità quando... Pensate che in eccellenza, spero che la Gemma mi smentisca, in eccellenza è ancora tutto sullo 0-0. Così è. E siamo a pochi Più minuti, evidente diciamo a adesso, 5 dalla minuti alla ripresa fine da dietro. dei primi tempi. Sì, va detto Giovanni che dalla ripresa effettivamente da dietro il fallo è ancora più evidente. Ma io l'ho visto subito che era fallo di... No, ma era più, addirittura Cioè, più voglio evidente. dire, è stata molto veloce l'azione. Adesso io non andrei addosso all'arbitro perché non ha fatto così il giocatore, ha fatto così. Leggermente aderente Ha allargato al il corpo, gomito. Però casualmente devi notare che quando succedono queste cose all'Udinese c'è sempre il rigore, il gol annullato eccetera. Quando succedono a favore di Napoli, Juventus o squadre più blasonate, Ecco, adesso vedi, ha ammonito Ecco. Allan, allora ha ammonito Allan fallo che ha fatto. mentre sull'intervento di Inler, sulla punizione pochi minuti prima, non ha ammonito Inler. quindi abbiamo capito il metro di questo Allora, arbitro sappiamo che questo si arbitro equipara era a un metro tutti gli molto altri. Allora, particolare. non fatemi... mano, questo è un fallo di mano clamoroso, gol però del lo vediamo per la sesta volta al replay. Non lo vediamo in diretta dal campo. Anche il giudice è lì, questo ha fatto così, Questo no? dovrebbe vedere perché Ma non era coperto. al di là del fallo di mano, le due ammonizioni sono assolutamente esagerate, quindi abbiamo capito il metro che sta adottando questo arbitro sempre pro Napoli o pro squadra più La blasonata giustificazione dell'Udinese. però dell'arbitro va detto che i difensori, che erano 3, dovevano stare un po' più attenti, magari evitare di In prendere 10 gol. minuti 2 ammonizioni, questo ti fa capire il metro che sta adottando. Devi giocare col freno a mano, due giocatori. No? Sì, soprattutto
Allan. Due centrocampisti, quelli che devono Allan, mordere a cioè, metà campo. Perché finché quell'altro il danese lì, vabbè, ma Allan che ma sono i due polmoni, no? In questo momento Allan è in assoluto il più forte dell'Udinese, l'Udinese con questa palla a centrocampo, ma non so chi ha tirato. E non hai cambi in panchina, questo è il problema, cioè se lui deve sostituire, Stramaccioni vuole sostituire uno degli ammoniti, per evitare di rimanere in 10 non ha cambi adeguati in panchina, perché sono in 15 contati. Quindi... Sì, non hanno centrocampisti, tutti difensori e mezze punte. Le nostre ragazze ottimiste spero che e poi se vai subito a beccare i due che ti devono portare via il pallone, chiaramente adesso il piede non lo mettono. Quello è il problema adesso, no? Perché Allan è uno Ma il problema, abituato... scusatemi, adesso giusto per allargare e poi andiamo in pubblicità, il problema non è un po' più a monte, cioè nel senso tra agosto e 2 febbraio Pozzo ha fatto un utile di 22 milioni e mezzo di euro e troppe cessioni e non ha comprato nessuno. Adesso ammonisce anche questo. Perché il concetto è dobbiamo lanciare i giovani, sì, però... Sì, ma se non ne hai devi prenderli, no? Allora, e sei riuscito a vendere quel 14 di Muriel, no? Hai avuto un pazzo che risponde al nome di Ferrero che ti dà 10 milioni e mezzo di euro. Sperando che paghi. È un giovane che stava emergendo, che ha giocato benissimo a Napoli, Jadì. È stato mandato ha fatto questa bellissima partita, esatto. Immediatamente ceduto all'ultima della Serie B. Sì, d'accordo. È solo in prestito per 5 mesi. D'accordo, ma dovevi farlo maturare qui. Roberto, ma anche lì Latina sta lottando per non retrocedere. Tu mandi un ragazzo che ha fatto una partita in Serie A, non ha mai giocato in Serie B, tu pensi che Latina schieri Jadì quando si deve salvare? L'Udinese se l'ha preso perché è uno di prospettiva. Quindi... Sì, ma serviva a noi. Serviva qua perché non c'è nessuno che fa gioco. Chi fa gioco nell'Udinese davanti? Non ci sono attaccanti, non c'è uno che ha ragione, invece col Napoli giocando quella volta con Tero davanti, Jadì quante volte gli ha dato la palla? Loro hanno questo Aguirre qua e quindi punteranno, probabilmente oggi giocheranno. Tu sei un grandissimo esperto di calcio, allenatore ma tu l'hai visto entrare a Napoli Aguirre? Sì. Sembrava la fotocopia di Muriel quando è grasso. Bisogna dargli tempo. Ma no, perché il campionato finisce tra 5 mesi, il prossimo anno dagli tempo, dovevi prendere uno che potesse entrare in campo e sostituire Di Natale, che ad esempio che oggi non c'è. Io capisco tante cose, no? Però sai, siamo sempre smentiti poi alla fine. Ma no? Perché io ho piacere di essere alla smentito. fine ha sempre ragione, alla fine, noi parliamo. Ma non che non è l'arbitro, va bene. Ma con questi concetti, sai... Cioè il concetto però alla fine Pozzo ha sempre ragione, perché il giocatore... Ma non ha sempre ragione, perché quando l'Udinese Cagliari tirano allo stadio 6.500 persone, tu non hai ragione in Serie A con 6.500 presenti. Lasciamo stare il campionato scorso, dove le cose non sono andate tanto bene, però ci siamo salvati. Però alla fine Pozzo ha sempre ragione, perché lui mantiene sempre la Serie A e ci ha fatto anche sognare. Scusa, ma con questo concetto non puoi poi pretendere che la gente vada allo stadio. Perché poi no? Perché ci vuole anche un po' di spettacolo. Ho un'altra provocazione per voi, ma la facciamo dopo perché sennò spariamo tutte le cartucce immediatamente. Gemma. Sì, poi sentiremo i nostri inviati, ma ti dico solo prima della pausa che ci sono delle variazioni. Per quanto riguarda la Serie D, il Tamai ha segnato, quindi siamo Bianco Scudati Padova, Tamai 2-1. Bene. E tu hai chiamato gol dell'eccellenza, puoi chiamare anche soldi a Superenalotto per noi che andiamo a giocare, perché subito sono arrivati Lumignacco Chions 1-0 e 13° Manzanese 0-1. Poi sentiremo appunto i nostri inviati. Ok. Allora, noi ci fermiamo, siamo tardissimo con la pubblicità. Da Chiara non vai ancora. No, da Chiara vado tra poco. Okay. Omar, cosa di te? Apriamo una bottiglia di vino per scaldarci, visto che la partita mi sembra abbastanza freddina. Ma io aspetterei ancora un po'. Tu vuoi aspettare? Valentina, vuoi che apriamo una bottiglia di vino? Non mi piace il vino. Oh signore. Il prosecco? Non sei Friuli. Prosecco? Prosecco sì. Ecco, Elena? Sì, volentieri. Volentieri. Poi vediamo Valentina, Francesca? Bene. Benissimo, Michela? Perché no? Ok, gli uomini non chiedo perché tanto è una domanda retorica per gli uomini. E allora noi intanto... ma hai qua il microfono tuo, quello particolare? Il tuo microfono particolare? Eccolo qua. No, il microfono. Il microfono, sì, c'è. Bene. E allora noi cominciamo a stappare. Fatelo anche voi a casa, naturalmente con il marchio Pascià. Ci vediamo tra pochissimo. Tra pochissimo. Ecco, forse. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock, solo da Vich Megit Outlet.
Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a Carnevale e solo alla Plastica. La Plastica, tutto per il Carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro Carnevale più divertente. La Plastica, a San Vito al Tagliamento. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Ed eccoci signori, siamo rientrati, ci siamo anche scaldati nel frattempo, abbiamo bevuto, mangiato, non ci smentiamo mai. La bottiglia non è stata aperta perché è ancora Il là. prosecco! Ah, ma adesso nessuno... Oh, me lo apre attenzione, 2-0. 2-0, 2, Udinese 0. Gabbiadini, bella azione in contropiede, qui non si può dire assolutamente nulla. È stata una bellissima azione di contropiede, Gabbiadini si è salito in mezzo e ha battuto Carnezis in uscita. Dunque ripetiamo, Napoli 2, Udinese 0. Vedi? Sono partiti difendendosi e stanno subendo l'iniziativa di un Napoli a trazione anteriore, perché gioca con una punta e 3 trequartisti come Gabbiadini, Hamsik, il terzo non mi ricordo chi è, comunque a trazione anteriore, inevitabilmente subisci. Bellissima azione del Napoli, c'è da dire. Stramaccioni aveva detto prima di questa partita dobbiamo entrare in campo con il piglio messo in campo contro la Juventus. Ma in realtà non si sta ripetendo. Allora, scusate,
Vogliamo parlare di Udinese-Juventus o facciamo finta che è stata una partita vera? Vabbè, l'Udinese ha avuto le sue occasioni. Sì, d'accordo, ma non dimmi che era la Juventus che scese in campo ieri contro il Milan, quella che era Udine. Perché No, non sono perfettamente d'accordo. erano due sul tuo velocità commento. completamente diverse secondo me. Io invece No. sono perfettamente d'accordo. La Juventus che ha giocato a Udine è la stessa che ha giocato ieri sera col Milan. La differenza è che ha trovato l'Udinese che ha veramente imbavagliato il centrocampo della Juventus, ha un partitore senza nulla da dire, che ha annullato Pogba, è l'unico in questa stagione che non ha fatto vedere palla a Pogba, e anche Pirlo la stessa cosa è stato bloccato. Ieri sera la Juventus è stata brava a sfruttare gli errori nell'applicazione del fuorigioco sistematico del Milan e a vincere la partita, perché la partita si è decisa lì, cioè non solo i cosiddetti episodi, la partita di ieri sera si è decisa perché la Juventus è furba ad approfittare degli errori degli avversari e ha i giocatori anche per farlo. Diciamo che un Udinese, al di là della Juve, un Udinese questa, vista fino a in 20 minuti, hanno già subito 2 gol, abbastanza larga nelle marcature. Sempre distanti dalla palla anche adesso, no? Dimostrazione. Sono troppe voragini. Troppi 20 spazi a metri, favore a del 20. Napoli, che sta in attacco, ha 4 arieti, diciamo, che sono facilitati. Certo. Poi ha messo anche il suo l'arbitro, ammonendo 2 giocatori essenziali a centrocampo, quindi con 2 ammoniti la squadra è un po' intimorita a centrocampo, perché se ti arriva la seconda ammonizione rimani anche in 10. No? E in panchina non ci sono cambi, appunto, come dicevamo. No, c'è il nuovissimo acquisto centravanti eccezionale che aveva al Chelsea, il Perizza. 19 anni. Eccezionale. 20, no, di più. 19. Vabbè, uno che faceva panchina in Serie A in Olanda non credo che sia da Serie A italiana, scusami Edi. Gemma? Andiamo in eccellenza adesso. Certo. Abbiamo il nostro Antonio Sorrentino, speriamo, per Tricesimo Manzanese. Allora siamo tra il primo e il secondo tempo, a Tricesimo. Com'è la situazione, Antonio? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. La Manzanese è passata in vantaggio al 9° minuto su un'azione di calcio d'angolo. La difesa del Tricesimo è un po' in confusione e è intervenuto il giocatore della Manzanese, ha messo dentro. In precedenza supremazia naturalmente del Tricesimo che ci tiene a far sua la partita, però sul calcio d'angolo è andato in svantaggio. Subito dopo c'è stato due azioni del Tricesimo, uno sul piede di Balzano e uno sul piede di Nardi, che sono arrivati a tu col portiere, purtroppo sbagliando. Quindi in questo momento la situazione in campo, la Manzanese è in vantaggio sul Tricesimo per 1-0. Benissimo, grazie Antonio, ci sentiamo nel corso del secondo tempo per ulteriori aggiornamenti di questo importante incontro della 20ª giornata di eccellenza. Grazie ancora ad Antonio Sorrentino. E allora andiamo a vedere, andiamo a vedere i primi tempi della Serie D dell'eccellenza. La Serie D si gioca quest'oggi la 21ª giornata, nella giornata giocata della partita giocata ieri, bel tiro. Mamma mia, palo dell'Udinese. Alan che sta facendo praticamente tutto da solo a centrocampo, si è bevuto almeno un paio di avversari e poi dai 16 metri ha scagliato un tiro leggermente deviato da Raffaele. È fondamentale secondo me la deviazione del portiere, perché sarebbe stato gol. Sarebbe stato gol. La prodezza personale di Alan che sta attraversando un momento veramente eccezionale. Fa reparto da solo praticamente. Prossimo compagno di squadra di Pogba. Probabile. Boh, oramai sono già sulla lista Chelsea, di cessione. Widmer, lui e Widmer avevano la Juventus a giugno, in effetti, sì. Naturalmente speriamo di essere smentiti, no? Perché poi voglio fare la provocazione dello stadio nuovo, tra parentesi, no? La solita mentalità friulana che va bene fino a un certo punto, ma a volte attenzione al Napoli in avanti. Ma non lo fermano. Vabbè, comunque esce dall'area Amsic, che poi Amsic gioca bene solo contro l'Udinese, mi sembra, no? Sì, no? Però il Napoli ha vita facile, riesce a tirare, riesce a entrare in area. Sta facendo bene, sì. Va bene, allora è tornato mare chiaro, insomma. Dai, dicevo, fine dei primi tempi, anzi stanno quasi per cominciare i secondi in Serie D in eccellenza. Allora, Serie D 21ª giornata, giocata ieri, Belluno Fontana Fredda 2-1, quest'oggi Arzichiampo Mezzo Corona 0-0, Bianco Scudati Padova Tamai 2-1, Clodiense Union Pro. Gol! Ha segnato Terò. Boh, ma allora leggo Terò ha sfruttato un pallone, è arrivato in area, ha preceduto il portiere che gli è uscito addosso, gli ha fatto anche male. Comunque ha segnato a porta vuota, approfittando di un lancio dentro l'area.
Vediamo adesso la palla. Casuale questo, forse era anche fuori gioco. No, non è fuori gioco. No, parte da dietro. Un lancio in gioco, errore della difesa del Napoli, molto bravo Terò a sfruttare l'azione, è stato caparbia la sua azione, è uscito Rafael. Anche da posizione defilata. Sì, è un bel gol, da centravanti di razza, come si Diciamo dice. che l'azione è simile a quella di Coppa Italia, solo che Coppa Italia era più defilata, ha tirato un missile, qua invece l'ha piazzata, esatto. Qui è stato più bravo ancora perché la posizione non era facile. Partita che si riapre clamorosamente. Si riapre esatto quando è il 29esimo, ma 27esimo in questo istante, dunque 2-1. Il lancio era di Allan, tanto per... Allora, io torno a leggere i finali di Serie D dei primi tempi, magari c'è il 2 dell'Udinese, no? Magari porta bene, no? Allora, eravamo rimasti con Bianco Scudati Padova, Tamai 2-1, Clodiense Union Pro e Giorgione Mori Santo Stefano 0-0, Legnago Union Ripa La Fenadora 1-0, Sacilese Alto Vicentino 0-0, ricordiamo che Cras Repen Triestina, scusatemi, Drom Montebelluna 1-1, perdonatemi, Cras Repen Triestina si gioca domani a Monrupino a partire dalle ore 15. Andiamo a vedere in eccellenza invece la 20ª giornata, giocata ieri Torre Cordenos 0-0, Zaule Rabuiese Vesna è stata rimandata per Bora. E questo pomeriggio Charlis Mozzane oltre 0-0, Gemonese Monfalcone 0-0, ISM Gradisca San Vitese 0-0, Lumignaco Chion su 1-0, Tricesimo Manzanese 0-1, Virtus Corno Tolmezzo 0-0. Omar, probabilmente ci hanno ascoltato quelli della Lega domenica scorsa, che ci eravamo lamentati che nei primi tempi in eccellenza di Serie D avevano segnato tantissimo. Probabilmente ci hanno ascoltato, no? Infatti non segna nessuno. Gemma? Sì, ci sono un po' di amici da salutare. Uno dice: complimenti per la simpatia che trasmettete. Un saluto a tutte e a tutti anche, dai. In particolare a Valentina e Forza Udine by Guido. Come si dice in friulano? Io non lo so dire. Forza Udinese. Udin c'è scritto, Forza grazie Udine. perché non riuscivo per la pronuncia, sai. Poi salutiamo anche un'altra amica che dice un saluto a Valentina, la piccola Cicci da Erika. Elena 4-4, attenzione. Ciao Eri. Ecco, poi Valentina e Elias bacia la TV quando ti vede. Chi è Elias? È una mia amica, il bambino di una mia amica. Ah, ecco, sì, perché se fosse un adulto che carino. Se fosse un adulto che batte. Quindi 5-4, Elena, 5-4 per Valentina. Ma lei ha gli amici che Aspetta, ha pagato. Aspetta. C'è un altro messaggio da zia Simo che dice buongiorno a tutti e un grande abbraccio a Valentina. No, ma zia Simo, no, zia Simo non vale. Sì, no, che non vale zia Simo, dai, 5-4, rimane 5-4. Ha pagato la clac. Scusatemi, ma allora, chi è a casa? Ma, voglio dire, bellissime loro due. Ma è Francesca e Michela, niente? Non hanno la clac. Francesca e Michela, non avete detto a parenti, amici, cani, gatti che eravate qua? Michela? Poca gente. Poca gente? Agli stretti. Agli stretti. Allora, stretti, mandate i messaggi per Michela, per cortesia, perché sennò qua... tu Francesca? Anche uguale. Allora, stretti di Michela, stretti di Francesca e naturalmente stretti di Asia, che tra parentesi... Sì, e i tuoi perché non ti scrivono? Sono Perché sei con lui per quello. indietro con la tecnologia. Sono indietro con la tecnologia, casa tua? Sì. Cioè, avete ancora la televisione in bianco e nero o non ce l'avete proprio? No, quella no. È il piccione viaggiatore, tecnologia Il con i piccione messaggi, viaggiatore, dici, ecco, arriva il piccione tra un pochino. Ho capito. Allora, siamo più o meno al 20, anzi senza più o meno, al 30esimo, scatta in questo istante di Napoli-Udinese. E allora io me ne vado a Casarsa, perché tra parentesi sappiamo che il gioco si può giocare fino alle 16:15, cioè all'inizio dei secondi tempi, e andiamo a vedere in questo momento se avevano ragione quelli della SNAI che hanno dato queste quote. Io le ho lette prima, no, di andare a Casarsa, e purtroppo per Napoli-Udinese hanno ragione quelli della SNAI al momento, però sembra che l'Udinese si stia risvegliando dalle immagini che stiamo guardando. E allora io me ne vado a Casarsa dalla mia Chiaretta, mia, La saluti? no, assolutamente no. Saluteremo Valentina ed Elena. Vediamo le quote naturalmente di Sampdoria Sassuolo e Napoli Udinese direttamente dal Pascià di Casarsa. Ci vediamo tra poco. Ciao a tutti. Buongiorno. Senti, ma hai un gatto che si chiama Silvestro a casa? No, non faccio io adesso il gatto. No, era Titti. Non era Silvestro. Era Titti che diceva, oh, mi è sembrato di vedere un gatto. Brava. Ciao da Casarsa, eccoci qua. Gioco un pardoi, intanto perché, e allora, io adesso devo capire perché una bella ragazza come te, due cose devo chiederti fondamentalmente. Primo, perché una bella ragazza come te è sempre coi pantaloni? Perché lavorare con la gonna è scomodo. Ecco. Ma sarebbe
Cioè, in estate i pantaloncini. L'estate sei con i pantaloncini. Quello sì. L'inverno? Che pantaloni? Scusami. Ma sai quelle mini gonnine, quelle tipo tennista, sai che appena ti pieghi per prendere qualcosa nei frighi, yuhu, dietro festa. Peccato che i frighi sono nel seminterrato. Figa. Facciamo mettere un po' di telecamere. Sì, tanto. E sui mega schermi invece che vedere le partite, Chiara che prende dal frigo in minigonna le robe. Deserto. Non c'è nessuno dopo. Poi secondo, in studio, che salutiamo anche da Casarsa, ci sono Valentina ed Elena. Ciao Valentina, ciao Elena. Una è lei e una è Esatto, più o meno. Sono due bellissime ragazze. Per esempio Valentina sa anche tantissimo di calcio perché è una grande appassionata dell'Udinese e che hanno fatto il calendario delle Udinesi. Tu quando farai il tuo calendario? No. Perché no? No. È un calendario tutto tuo. Ah, è proprio Solo lui. Chiara del Pascià. Che Sì, in effetti. cos'hai oggi? Sto andando su e giù da Udine, sai, tra teletrasporto, eccetera, eccetera. In più, anche se oggi c'è il sole, io ho beccato... Sì, oggi c'è il sole, perché è domenica c'è il sole. Sì, io beccavo che nevicava. Cioè, dove? A Udine nevicava. Vabbè. Perché di solito piove col sole, no? E si pettinano le streghe, però vedere la neve... Venerdì è stata una giornata bruttissima, hai visto? Allora, settimana scorsa ha vinto qualcuno, ma non mi ricordo il nome, e allora complimenti, bravo. Vediamo le partite di quest'oggi, che sono Sampdoria-Sassuolo, SS. Ammettilo che hai fatto. No, ti giuro, non ci ho pensato. E Napoli-Udinese. Allora, partiamo con, naturalmente, lasciamo per l'ultima l'Udinese, anche perché è più o meno come domenica scorsa. Teniamo un velo pietoso. Un velo pietoso. Andiamo a vedere le SS, ovvero sia Sampdoria-Sassuolo. Allora, partiamo subito con le quote. Vai Chiaretta. Allora, Sampdoria 1,80 la vittoria. Quindi non tanta roba. Beh, l'X 3,40. Il 2 4,75. Quindi già anche, meglio. sì, anche per la classifica effettivamente il Sassuolo è dato particolarmente sfavorito a 4,75. Adesso ragazzi, Napoli-Udinese, cosa potete aspettarvi? Che vinca l'Udinese? Ma ovviamente no, perché è troppo scontato, no? Che vinca l'Udinese. Dico, per 2 domeniche di fila. Beh, ma non ha giocato male domenica. Ha anche pareggiato, infatti. Appunto. Quindi era 4 domenica al pareggio, no? Mi sembra. Mi pare di sì, qualcosa del La genere. sconfitta era 8. Cioè la vittoria dell'Udinese, scusami. La sconfitta della Juve. Non potevi chiedere di più di un pareggio. E la vittoria della Juve mi sembra fosse 1,20, no, 1,17, ti ricordi che era da ridere? Sì. E invece questa domenica vediamo cosa succede. 1,37. La vittoria del Napoli. Pareggio 4,75 e più dell'altra volta. Ma attenzione, la vittoria dell'Udinese. Ragazzi, siamo sempre lì. 8! Ma come domenica scorsa? Come domenica scorsa. Però sono più alte le quote del Napoli del pareggio. Della vittoria Della vittoria del pareggio sì. No, ma voglio dire, ma è vero che il Napoli sta giocando bene, eccetera, ma non c'è. Cioè, è uguale, no? La vittoria dell'Udinese come con la Juventus. Non ci siamo. No, perché tra Napoli e Juventus quanti punti di differenza ci sono in classifica? 11. Un po' di più, ma non importa. Quanti? Non lo so neanche io, però voglio dire. Ti devo pure mettere in crisi. No, ti devo pure mettere in crisi un pochino, no? Sono già in crisi. Di mio, scusami, Attenzione, perché il premio è cambiato domenica scorsa. Sì, signori, venite, udite, venite a corrente. Sono le classi, beh, siamo in Friuli, cosa volete che vi diamo? Certo non vi diamo il mirto. O l'acqua minerale. O l'acqua minerale, beh, quella proprio. Con tutta l'acqua che c'è stata in questi giorni, ossida, no?
Esatto. Anche se ripetiamo, oggi ne siamo in diretta e domenica e c'è il sole. Tantissimo, cioè 25 gradi all'ombra. Quindi ci stavo anzi, dicendo. Potrebbe anche essere 15 gradi all'ombra, non è tanto. Saranno 5-6 gradi. Dopo provo a vedere sul telefonino. Allora, che cosa si vince se per caso qualche nostro amico, come è successo domenica scorsa, azzecca i 2 segni delle 2 partite? Allora, aspetta che non so io qual è il vino di questa settimana. Allora, il rosso sapete che ormai è cambiato, no? Ed è Merlot. Esatto. Ce l'abbiamo fatta, 3, e quelle ci sono. Lì ci siamo. Dopo ci sono anche 3 di bianco. Che questa settimana sono cambiate dalla settimana scorsa e sono marchiette Pascià, quindi sì, andate questo. sul sicuro. Buonissime. Ma la qualità del vino è? Chardonnay è uguale? Tokai. Brava, esatto. Ho detto anche Thai, perché è scritto Thai sulla bottiglia, quello sia friulano Tokai. Friulano. Esatto. Perché Tokai non è quello. Esatto. No, è friulano. Però chiamato Thai ed è Ma che cavolavo? Doc. O DOCG. Boh. So che è buono perché È l'abbiamo buono, è l'abbiamo Pascià, è provato. nostro, quindi. Va bene, allora più tardi naturalmente bisogna assolutamente venire qui perché io so che Lucia e Chiara mi hanno promesso quando sono arrivato col teletrasporto che si metteranno tutte e due in minissima gonna. E poi dovete venire a salutare la Lucia che mi parte per le ferie. Come facciamo? Io sto 10 giorni senza la Lucia. Allora che da Silvano si manda a me a lavorare qua, va bene? Se sai fare i caffè. Fino lì ci arrivo. allora va bene. E vogliamo anche te però in minigonna allora. Potrei avere il mio perché. No, ecco. Mi devo fare la ceretta. Venite a vedere. Beh, se vuoi, guarda che è un'esperienza. Me la fai tu? Sono brava. Anche se sono le 3 di pomeriggio. Non è vero, perché me la fa. Lascia perdere, non andiamo a suffogare. Che meglio. Allora, a partire dalle 18 ci trovate qua a me alla Gemma, ma naturalmente tutto il pomeriggio fino alle 22. Siamo qua, io e la Lucia. C'è Chiara e Lucia. Chiara e Lucia. Hai visto che ho imparato? Non ti ho dato della Laura, della Valentina. Ci vediamo domenica. Simpaticissimo, Da Casarsa, ci vediamo domenica. Ciao. Ho imparato come? La faccia dopo a metà campionato ce l'hai fatta. Ecco, lo so. No! Cosa sbagliamo? Allora Chiaretta, domenica prossima ti vogliamo in minigonna. Sì. E in cambio GP viene con i pantaloncini corti. Esatto, dopo che lei mi ha fatto però la ceretta, che ha detto che è bravissima. Edi, nel frattempo l'Udinese rischia il pareggio? Ma l'Udinese si è risollevata il morale con il gol di Terò e sta creando anche dei problemi al Napoli. Difatti Widmer ha alzato un po' troppo la mira e altrimenti poteva essere il gol del pareggio, perché ha colpito dal vertice dell'area piccola, ha alzato un po' troppo la mira, diciamo. Ma Roberto, Peccato. poteva forse anche controllarla, perché non aveva un difensore attaccato. Era in corsa. È arrivato un po' scordinato, no? Doveva tenerla bassa, non è andato dietro col corpo. Sì. Infatti la palla è uscita sopra il 7. Peccato perché lo meritava, perché l'Udinese da 10 minuti che ha alzato il baricentro, sono stati quei 7-8 minuti da censura, però adesso sta giocando bene, ha preso in mano le operazioni e gli rende la vita difficile al Napoli. Nel frattempo è stato munito Mertens Omar a centrocampo, uno scontro a centrocampo con Danilo. Sì, c'è stata questa azione, Mertens è arrivato in ritardo su Danilo giustamente gli ha detto qualcosa, niente di che, insomma l'ha solo toccato, le ha fatto la sceneggiata, però questa volta l'arbitro non si è cascato, giustamente ha veramente munito gli ha dato Mertens. una spinta. Sì, l'ha solo toccato, gli ha fatto l'ha toccato così sulla spalla e basta. Il gesto una purtroppo sceneggiata. che ti condanna. Dimmi. Ci sono degli aggiornamenti GP. Allora, per quanto riguarda Lumignacco Chios siamo arrivati 1-2 e per quanto riguarda invece la partita Gemonese Monfalcone c'è Robby che ci aggiorna. Io so già a seconda del tono eccoci abbiamo stappato, È saltato il tappo. ecco, allora vediamo dalla voce Robby da Gemona, prego. Siamo passati in vantaggio con un gol di Acampola. Senti, ma Partita al momento falsata dal vento che non sta facendo giocare bene nessuna delle due squadre. Perché doveva aprire. ma come mai che sei così serio, scusami?
perché mi sto preparando per il dopo partita. Ah, ho capito, mi hai dato un buon indirizzo prima, allora ti stiamo preparando. Ah, ho capito. Abbiamo già fatto la prenotazione. Sì, hai chiesto informazioni lì allo stadio anche, dove ti ho detto di andare io, Sì, no? sì, Immaginavo. Allora, se vai, salutami tanto Nicola. D'accordo. Allora, grazie. Ribadiamo allora il risultato. A Gemona il Monfalcone va in vantaggio 1-0. Gli altri risultati dell'eccellenza: Cerri Muzzano oltre 0-0, ISM Gradisca San Vitesse 0-0, Lumignaco Chions 1-0, a 13° la Manzanese ancora in vantaggio per 1-0 e Virtus Corno Tolmezzo 0-0. In Serie D non è cambiato nulla, ricordiamo i 3 risultati che al momento non sono sullo 0-0, ovvero sia Bianco Scudati Tamai 1-2, no. Grande Gemma. Tamai 3-1. Ecco, accidenti. Vabbè. E poi c'è un altro aggiornamento per quanto riguarda l'eccellenza. Sì. Vediamo se indovini chi ho al telefono. Secondo me adesso andiamo a Carlino. Bravo. Ma guarda che strano. E allora, Fabio Campagnol per Charlis Muzzane oltre. Presente, allora io avevo fatto 2 segnalazioni, ma la Gemma non mi ha risposto, quindi è già a rischio l'invito che l'ho fatto per sabato è già un po' a rischio. Scherzi a parte, al 40° ha segnato Luca Monti, al 42° ha segnato Ciccio Salger con una splendida azione in quanto ha fatto una galoppata da metà campo. Quindi Charlis Muzzane 2 oltre 0. Sì, c'è da dire che loro sono partiti aggressivi, molto aggressivi, una bella squadra. C'è stato annullato un gol, non c'è stato dato, poi io risulto abbastanza di parte, non c'è stato dato un rigore che ovviamente era netto, si sa. Sì, e niente, adesso abbiamo questi 2 gol in cassaforte, adesso vediamo, ormai suonerà la campanella della fine del primo tempo. Certo. Ah sì, perché scusatemi, in eccellenza cominciano alle 15 le partite, non alle 14:30. Ho fatto La ricreazione è quella, no? La redazione di Pordenone che ha sbagliato a dirmi, esatto, perché la Serie D è alle 14:30 e l'eccellenza alle 15. Quindi dobbiamo ancora darvi i primi tempi dell'eccellenza. Grazie a Fabio Campagnol che faranno la ricreazione, quindi Charlis Muzzane in vantaggio per 2-0 sull'oltre, la coppiata quindi Monfalcone e Charlis Muzzane vanno avanti di pari passo nel campionato di eccellenza. Tra parentesi, il Vesna non ha giocato ieri, quindi si allunga ancora, naturalmente deve recuperare, e il Cordenons è stato bloccato sul pareggio nel derby di Pordenone, cioè del quartiere di Pordenone Torre, che è confinante col Cordenons. Nel frattempo un tiro alle stelle di Fernandez, e quindi il Cordenons perde 2 punti rispetto alle 2 capoliste, appunto, che stanno al momento vincendo. Gemma. Sì, allora ci è arrivato un messaggio, dice: forza Michela, non fare la timida, un bacio dai stretti. Allora, Michela, chi sono i stretti? Saranno i miei genitori. Ah, i stretti? Belli i stretti. Poi ancora: Michela, sei bellissima, spero che tu possa arrivare dove vuoi, te lo meriti. Questa persona però non si firma. E poi è arrivato un piccione viaggiatore. Ecco. È arrivato, dice: Ase e Riccardo, siete bravissimi, un bacione. Alice. Alice? Sì. Benissimo. Da dove scrive Alice? Da Pordenone. Non è stato neanche tanto per arrivare, no? Piccione viaggiatore da Pordenone qua. Ha fatto anche... potete brindare, nel frattempo, prego, bevete pure. Evviva! Speriamo naturalmente che questo CC così in studio dia ancora più forza all'Udinese. Che Dio vi conservi allegri. Che Dio ci conservi allegri. Allora, direi se dovrebbero... aspettiamo ancora 2-3 minuti per vedere i finali dei primi tempi dell'eccellenza. Ricordo che cominciano alle 15 le partite, non alle 14:30, mentre si è ricominciato a giocare in Serie D i secondi tempi. La Serie D invece comincia alle 14:30. In Serie A, Omar, è tutto tranquillo? Sì, stiamo andando verso il finale dei primi tempi, allora andiamo a riepilogare perché sono stati anche altri gol nel frattempo. Allora la Roma sta conoscendo a Cagliari per 1-0, Empoli-Cesena 1-0 e Sampdoria-Sassuolo 1-1. Ricordiamo che Napoli-Udinese 2-1. Quindi in studio in questo momento chi sta vincendo? Nessuno? No, Francesca Perini. Francesca, stai vincendo tu? Porti a casa le bottiglie. Le bottiglie.
No, anzi, visto che hai messo che l'Udinese perde, te le bevi tutte qua, tutte e sei qua. Adesso ti mettiamo una cannuccia, una cannella con sopra, no? La bottiglia. Una flebo. E ti bevi 6 bottiglie qua da noi in diretta se vince. E non hai neanche tanto tempo perché dalla fine della partita e alla fine del programma è solo un quarto d'ora. Avrei un quarto d'ora per bere 6 bottiglie. Wow. Non è male, eh? No. In barella la portiamo via. La portiamo via in barella? C'è la barella. Ma non è finita Ci ancora. attrezziamo. Ti offri Non è tu, finita. Eddie? Facciamo la seggiolina. Ti offri tu? Si offre Eddie, portare. Tanto è leggera. Che poi Francesca deve fare anche strada perché tu sei di Sacile. nata a Vittorio Veneto ma sei di Sacile. Vedi che so tutto, sono peggio di un servizio segreto. E lei ha partecipato venerdì sera a una bellissima serata che ho avuto l'onore di condurre al Fossamala, che è un bellissimo locale che si trova, attenzione, Napoli avanti, per fortuna tira fuori. È una bellissima serata che è una selezione appunto di Star of the Year, questo concorso che è giunto alla 15ª edizione. Eccola qua, bella come il sole, guardatela. Quanto bella sei Francesca quella sera lì. Infatti se guardate, è bello vedere, fermi qua, guardate la gente dietro. Guarda come ti guardano. No? E hai vinto una fascia anche. A Fossamala ricordiamo Star of the Year 15° anno. Che fascia hai vinto che non mi ricordo? Neanch'io sinceramente. Benissimo! Comunque. Allora, siccome c'era Michela che ha vinto un'altra fascia, tu ti ricordi che fascia ha vinto lei? No, beh, questo è molto bello, perché so che siete terze o quarte o terze, ma non so in che ordine voi due. Lei terza, io quarta. Ecco, allora perché dici che non ti ricordi? Sapevi che non mi ricordavo io? Non mi no? ricordavo il nome della fascia. Ma mi sembra che le fasce erano tutte uguali, Ah, non infatti, è che quello. c'era Miss qua, Miss là, Miss giù, Miss giù, Ecco qua invece appunto questa è Michela che anche lei ha partecipato. Questa foto purtroppo non si vede la gente dietro perché l'ha fatta verticale, no? Però io che ero lì che presentavo vedevo le facce, soprattutto in questo momento qua che voi tornavate, no? Verso dove c'erano i camerini, diciamo, e casualmente non mostravate il viso, no? Ed erano tutti molto interessati, no? Non so come mai. Secondo te come mai, Francesca? Boh. Ah, non lo so. Non lo sai. Ecco, tu nella vita, Francesca, fai? Io studio ancora. Cosa Quinto fai? anno, ragioneria. Ragioneria, sei l'ultimo anno? Sì. E poi nella vita cosa vorrei fare? Raccontaci. Mi piacerebbe studiare economia all'università, però ancora non so. Perché non vuoi un po' divertirti? Proprio economia. Beh, anche. A Udine faresti? Due palle. Dimmi. A Udine? Udine o se no a Venezia, non so. Udine o Venezia? Beh, tu sei a Sacile, quindi sei abbastanza... Tu Michele invece anche tu studi, vero? Sì, studio anch'io, io sono all'università invece. Sì. Faccio scienze e tecnologie alimentari. Scienze e tecnologie alimentari, che significa che tu diventi, te l'ho chiesto anche l'altra sera ma non mi ricordo. Un tecnologo alimentare, quindi seguisco tutta la filiera alimentare e faccio i controlli che non ci siano microrganismi patogeni negli alimenti che possono recarci danni a noi stessi. Quindi non fai l'assaggiatrice ufficiale di qualcosa, no? No. Quello è un bel lavoro secondo me, fare In questo l'assaggiatrice. momento di prosecco. Com'è il prosecco a proposito? In verità non l'ho ancora assaggiato. Cosa aspetti, dai? Allora, mentre tu assaggi il prosecco sentiamo cosa ha da dirci Gemma. No, c'era un messaggio per Michela, per quello Eccoci volevo. qua, aspetta, Sì, torniamo- ma a parte c'è anche un aggiornamento per eccellenza, se lo vuoi sapere, giusto perché ogni tanto si parla anche di calcio. Sì. Virtus Corno Tolmezzo 1-0 e il messaggio per Michela dice: dal tuo amante preferito. Ah sì, attenzione! Sei bellissima. Grazie. Non si Chi è? firma. No, allora, se uno scrive il tuo amante preferito significa che ce n'è più di uno, no? Perché se uno è preferito vuol dire che ce n'è. Allora, quanti amanti hai, Michela? No, in verità ne uno solo. Che non è amante ma è fidanzato. No, allora è Un amico nato- più amico. No, è nato tutto questo quando facevo ancora il mio sport, danza sportiva. Allora tra le figlie e i genitori, allora c'era sempre il papà di un'altra ragazza preferita e quello è diventato, ogni ragazza di noi ha un proprio amante e questo qua? è Le il mio amante. giustificazioni che cerca Michela. Papà. Sì, mi sembrava tanto, no? Di unghie sugli specchi Esatto. questa, No, è vero. Francesca, tu cosa ne pensi? Anche secondo me. Anche secondo Francesca, benissimo. Quindi non c'è un fidanzato? No, c'è un fidanzato. Che sarà contentissimo di sapere la No, madre. No. lo sa già. Benissimo. Francesca invece è fidanzato? No. Scoop. No, attenzione, cioè, allora io Siamo sempre già io due ragazze bellissime io so che stiamo si vivendo il libere. 2.015, ma come fanno Elena e Francesca a non avere fidanzato, Non è Eddie? mica obbligatorio, no? No, vabbè. Allora, Si può hai vivere qualche, bene lo hai stesso. qualche amico un po' particolare, Francesca? Non so, l'amante preferito come No. Michela, non lo so. Ci ha pensato un attimo prima di rispondere, però,
Perché la Elena hai un amante preferito? No. Allora io direi, se volete mettervi in fila, ricordiamo il numero. Sì, 348 294 7672. Francesca Elena, eccole qua. Io purtroppo non posso scrivere perché il mio telefono ce l'ha la Gemma, quindi se vuoi scrivo io. Scrivi tu, ci autoscriviamo. Esatto. No, cioè, siccome appunto in questa come si dice, festival della patata, sì, ecco, come Ovoledo. Giustamente nessuno parlava più della nostra bellissima Eva, che è sempre presente. Allora qualcuno si è sentito in dovere di scrivere anche lei, giustamente. Sì. Allora dice: lei lo sa, non sono un artista del calcio, ma vorrei salutare l'unica perla dello studio, Eva. Senza nulla togliere alle altre, un caldo abbraccio e a presto. Mic notturna. Ciao. Okay. Grazie. Ma chi è, scusa? È un amico. Nome, cognome, altezza? Un amico amante preferito o un amico amico? È un amico di Trieste con il quale ho lavorato Sì. per un video musicale. Ah, quello che Esatto. mi ha fatto anche vedere, sì. Bello. Bravi anche, tra È il l'altro. cantante o... È il cantante. È il cantante. Lo saluto anch'io perché è molto bravo, tra parentesi. Poi altro, Gemma? C'è una cosa dell'eccellenza, rigori sbagliati. Adesso mi informo con l'inviato e poi vediamo. Può anche Allora, essere di no. Allora, ricapitoliamo, naturalmente parliamo ogni tanto anche di calcio, ricapitoliamo quelli che sono i risultati di Serie D in eccellenza. Dunque in Serie D si gioca più o meno il 9° minuto dei secondi tempi. Al momento la situazione è questa: Arzichiampo Mezzo Corona 0-0, Bianco Scudati Tamai 3-1, Dro Montebelluna 1-1, Clodiense Union Pro 0-0, Giorgione Mori Santo Stefano 0-0, Legnago La Fenadora 1-0, Sacilese Alto Vicentino 0-0. Ricordiamo che il derby triestino, Crasso del Pen Triestina, si gioca domani pomeriggio alle 15. Per quanto riguarda l'eccellenza, c'è l'Ismuzzana e Oltre 2-0, Gemonese Monfalcone 0-1, ISM Gradisca San Vitese 0-0, Lumignago Chions 1-2, Tricesimo Manzanese 0-1 e Virtus Corno Tolmezzo 1-0. Io direi i primi tempi sono finiti, Omar. Sì, beh, non è cambiato assolutamente niente da quello che ho detto prima. Comunque Sì, ribadiamo, ricordiamo che il Napoli è in vantaggio sull'Udinese per 2-1, poi la Roma conduce a Cagliari per 1-0, Empoli e Cesena 1-0 e Sampdoria Sassuolo 1-1. Allora, Parma-Chievo è stata rinviata ancora ieri per causa della neve. Anche perché non penso che a Parma Roberto e Edi abbiano molti soldi per pagare gli spalaneve perché entrano allo stadio, visto che paga la società, no? In questi periodi qua a Parma speriamo che risolvano, perché diciamo vedere il Parma in quelle condizioni fa anche male, no? Perché è una nobile decaduta. Sì. No? Quindi... Poi possiamo discutere su come era diventata nobile, no? Con Tanzi. È stato anche in Serie C il Parma, Sì, ma non voglio è dire, che sia il Milan o l'Inter. No, ma sappiamo come aveva fatto anche Parma, sì, tutti ha avuto i problemi, vari tra cui vicissitudini, c'era ovviamente anche hanno avuto Parma. delle proprietà che hanno avuto delle difficoltà a livello economico, quindi si è ripercorso anche sul calcio. No? Comunque disavventure che ha avuto in passato anche la Fiorentina, il Palermo, quindi non è una novità. Ecco. Tra poco parleremo, io ce l'ho sempre qua, la mia polemica. Dobbiamo anche un po' diciamo ravvivare lo studio, anche gli amici a casa che seguono e sono tifosi dell'Udinese. Sul nuovo stadio, il mio pensiero sul nuovo stadio di Udine, che ricordiamo verrà inaugurato a dicembre 2015, al momento senza il capitano, perché non ha firmato ancora per una squadra estera, ma ha ribadito di Natale che non sarà a Udine a partire da 30 di giugno 2015. E c'è questa mentalità friulana che purtroppo non viene ancora sradicata, poi vi dirò qual è secondo me, per cui certi presupposti non succederanno il prossimo anno solo con lo stadio nuovo, perché non è che perché fai qualcosa di nuovo in automatico la gente viene a spendere di tanti quanti costa andare a uno stadio. C'è la pausa pubblicitaria perché siamo tardi, siamo solo 20 minuti in ritardo. Allora noi ci fermiamo. Come sempre, ma noi siamo così. Ma sì, continuiamo a bere perché è una domenica molto allegra, molto divertente. Ci vediamo tra pochissimo con la musa Asia, vedi che ho collegato, la musica di Asia Riccardo, naturalmente con tutti i risultati e tutti i nostri ospiti. A tra poco. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Megit Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock, solo da Vich Megit Outlet.
Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Ogni scherzo vale, ma solo a Carnevale e solo alla Plastica. La Plastica, tutto per il Carnevale. Costumi, costumi, costumi. In vendita per i bimbi e a noleggio per gli adulti. E poi tutti gli scherzi, i trucchi, le parrucche, i cappelli e tantissime novità per il vostro Carnevale più divertente. La Plastica, a San Vito al Tagliamento. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Siamo ritornati per la lunga ora assieme. Lunga e molto ricca, vero? Molto divertente, molto divertente. Ricca. Allora, penso che ci sia un aggiornamento da Sacile, aspettiamo il collegamento con Fulvio Ferone, speriamo che sia un aggiornamento, Roberto, che ci dia, no? Un po' di brio. Allegria, perché sarebbe bello la Sacilese che ricominciasse, no, a vincere. Gemma. Sì, allora, la notizia penso sia bella, volevo solo salutare un paio di amici al volo. Sì. Uno è un ritrovato amico dopo tanto, dice un saluto al mitico GP e da Gemma da parte del nostro track. Te lo ricordi il track? Sì, ciao track. Il ciao. gragnocolone del track, lo salutiamo e lo sbacciucchiamo. No, e beh, poi... io no, guarda. lo sbacciucchio io, non vabbè, ci mi penso sacrifico, nemmeno, va guarda bene? che ha una figlia, quindi stai Vabbè, tranquillo. sbacciucchiamo anche la figlia, cioè... E poi c'è un amico che non si firma, però è un assiduo telespettatore perché vedo
vedo dai messaggi che scrive spesso, che ci ha fatto sbaccanare a me Enrico, perché abbiamo letto il messaggio, dice: quante belle cosce in studio, sembra di stare a San Daniele. Beh, insomma, non mi sembra proprio un grandissimo complimento. Ma no, ma sì, è carino. Cioè, ma, allora, bisogna sai, prenderlo con... Io so che tu sei vegetariana, ma dovresti sapere cosa fanno a San Daniele. Sì, ma San Daniele... Ma sarà... Il prosciutto e la coscia di che animale? Ma quello allora era Non è riferito... proprio un complimento, voglio dire. Però no? è buono, no, io l'ho presa come complimento, nel senso, guarda che stacco di gambe che c'è. Se poi ti riferisci al maiale, quello guardati allo specchio e vedi, fai i conti con te, perché io non l'ho presa in quel senso. Io l'ho presa come un complimento, nel senso che si vedono le gambe. Diciamo che non è un complimento galante. Allora, comunque... Serie D, Legnago 2, la Fenadora 0 e a Clodia Sottomarina, pensate, l'Union Pro va in vantaggio, quindi Clodiense 0, Union Pro 1. A me non risulta niente, a Sacina è ancora cambiato? Sì, è cambiato, sì, adesso sentiamo Fulvio che è in collegamento, ma siccome c'è l'eccellenza anche che ha variato un risultato, 13° Manzanese 1-1, tra poco sentiremo anche il nostro inviato. Ma adesso piacere per gli amici. Sentiamo se c'è Fulvio l'avvocato, non lo so, Allora, vediamo che abbiamo da Sacina, pronto? Pronto Giovanni, 1-0 per la Sacilese, gol di Beccia su rigore. Bene. Per un fallo di mani della difesa vicentina. L'Alto Vicentino gioca i 10 dal 20° del primo tempo per l'espulsione di Pignat, un po' affrettata, secondo me era più un giallo che un rosso, e comunque la Sacilese sta portando avanti la partita, speriamo che riesca a portarla fino al termine in vantaggio, anche perché insomma così il Padova forse può prendere il largo, visto che a Padova lei ne ha parlato, ci sono tanti ex giocatori del Pordenone. Adesso l'Alto Vicentino effettivamente è in difficoltà, la Sacilese ha alzato i ritmi, ha fatto il gol e ha rischiato anche di raddoppiare pochi secondi fa. Quindi una bella notizia per tutti gli amici del Friuli Venezia Giulia e soprattutto per i tifosi della Sacilese. Maurizio, hai visto il funambolico presidente dalle rive? Sì, dalle rive dietro, dietro di noi, c'è la morte con l'arbitro. Forse anche non ha torto, perché l'espulsione effettivamente non ci stava. Ecco. Sì, a 20 minuti del primo tempo un fallo a tu per tu con l'avversario, non è che è stato un fallo da dietro, eccetera, era un giallo, ma è diventato improvvisamente rosso, non si sa perché. E quindi l'Alto Vicentino sta giocando in 10. Certo. E devo dire che ha sfiorato per 2 volte il gol, una volta col numero 9 Gambino e una volta col numero 10, sbagliando appunto davanti a tu per tu col portiere. Ha pagato subendo il gol, poi come è la legge del calcio lo sappiamo, gol sbagliati, gol subiti immediatamente. Bene, grazie Maurizio. Questa è la legge del calcio. Grazie delle belle notizie, ci vediamo più tardi, grazie. Allora ricapitoliamo la Serie D perché in questi primi minuti del secondo tempo sta succedendo un po' di tutto. Arzichiambo Mezzocorona è l'unica partita insieme a Giorgione, Mori, Santo Stefano che sono sullo 0-0 e poi Bianco Scudati Tamai 3-1, Clodiense Union Pro 0-1, Legnago la Fenadora 2-0, Legnago ha raddoppiato. Come abbiamo sentito dall'avvocato Mazzarella, Sacilese Alto Vicentino 1-0. Gemma. Sì, volevo salutare l'amico di prima, quello del prosciutto San Daniele, che dice: le donne vedono sempre lungo. Era un complimento, anche perché il prosciutto è ottimo. È un complimento perché intendeva come, scusami, come ho inteso io, che belle cosce da vedere, non nel senso come hai inteso tu. Guarda, i maschi a volte due buone sanguinacce, quello vicino a me. i maschi sono veramente peggio delle donne in certe cose. Comunque prima ti ho dato un risultato sbagliato perché è arrivato dal nostro aggiornamento che il 13° aveva pareggiato. In realtà non è così, ma Antonio Sorrentino ci parla comunque di quello che è accaduto. Allora Antonio, a noi era arrivato il pareggio del 13° che invece non è vero. No, assolutamente. Invece vorrei parlare del finale del primo tempo, perché sono stati 2 episodi, uno a favore della Manzanese, un calcio di rigore assegnato alla Manzanese che la punta Zucchiati ha tirato al portiere apparato. Successivamente c'è stato un'azione sulla linea di palla laterale, c'è stato un fallo cattivo da parte del numero 7 Anna della Manzanese, cartellino rosso, per cui dal primo minuto del secondo tempo il si trova con un uomo in più, sta cercando di spingere per raggiungere il pareggio e vedremo cosa succederà.
Sento che c'è molto vento, no? Dal telefono, Antonio. Sì, certo, sì, Ecco, sì. Sta un po' disturbando il gioco? Prego? Sta disturbando il gioco, dico? Beh, certo, sicuramente, anche perché va a folate, quindi qualche trajettore è fuori misura. Sì, cioè, i giocatori non riescono a prendere le misure, no? Perché se fosse vento continuo Esatto. ancora Esatto. uno riesce, ma con le folate, certo. Bene, Antonio, ci sentiamo più tardi naturalmente per ulteriori aggiornamenti e ti ringrazio. Ok, grazie mille. Giovanni, che il campo di Tricesimo è un campo molto in una zona un po' particolare, perché c'è la sacca di Cassacco, dove praticamente l'aria arriva. Attenzione, la sacca di Cassacco è bellissima. La sacca di Cassacco si chiama perché c'è la collina di Cassacco in parte, e c'è dall'altra parte arriva proprio questa apertura dove l'aria è parecchio ventosa, anche d'estate. È capitato qualche volta di seguire qualche partita anche gli anni scorsi, dove magari qua c'era l'AFA e là veramente non sudavi, ecco. Cioè, là comunque un leggero venticello c'è sempre. Certo, Gemma. C'è un aggiornamento che speriamo sia giusto in questo caso. Virtus Corno sul mezzo 1-1. E poi è arrivato un altro messaggio che dice: Eva, decisamente il fiore più bello. Un abbraccio da parte di Gianluca. Allora Eva, chi è Gianluca? Faccio la parte di GP adesso. Gianluca è il tuo amante preferito? No, Gianluca non c'è il cognome, perché no? Ah, perché ha diverse. Lei c'ha, No, lei c'ha allora, un il numero elenco però di è Gianluca, no? 347. No, stavo facendo finta di dire il numero, mica do il numero in diretta, scusami, no? No. Ringrazio, però in questo momento non mi viene in mente. No, ma scusa, no, non puoi Eva, scusa. Pensa che male Fingi, no, almeno pensa che male fingi. questo Gianluca, no? Sì. Che dice, ci siamo visti, e lei dice io non mi ricordo bene. Non si può. No, sai, no, io sono smemoratissima. non No, mi ma ricordo sei come GP, secondo me ti sta conteggiando, anche perché giustamente Track dice ho un figlio maschio di 2 anni e mezzo. Però come passa il tempo, accidenti, sembrava l'altro ieri, no? Che ci si sentiva in radio. Sì. E poi un altro piccione viaggiatore è arrivato, bravissime Asia e Riccardo, non si firma. Vabbè, non si firma, pazienza, dai. Allora, Asia e Riccardo, cosa ci cantate adesso? You and I di Lady Gaga. Lady Gaga! Ma scusami, dovevi però anche trasformarti un po', no? Beh, lei è un po' troppo eccentrica. Ma perché, dai? Soprattutto nelle ultime cose che ha fatto? Sì, sempre molto. Sempre fuori di testa. Perfetto, prego. It's been a long time since I came around. It's been a long time, but I'm back in town. And this time I'm not living without you. It tastes like whiskey when you kiss me, and I give up anything to be your baby doll.
come voce forse anche un po' meglio di Lady Gaga, no? No, lei ha una voce potentissima, però tu forse sei un po' più dolce di lei, no? Come... forse... Lei è molto potente anche dal Sì, vivo, lei è molto proprio più spacca con la cattiva, voce, sì. più cattiva, ecco, più rocchettara di te. Sì. Ma sporca lei sul blues. Cos'è che fa lei? Il blues gli riesce bene sporcato lei. Ah, ecco, il blues sporcato, che è più o meno come uno sprizzato. Sì, dai. Ognuno il suo. Più o meno siamo lì. No? Allora, cosa succede Valentina a Napoli? Valentina? Sì. Ci sei? Ci Ci sono, sei? ci sono. Ti stai Sto addormentando? guardando la partita. Sta meditando. Sto pensando che di solito l'Udinese gioca sempre meglio nel secondo tempo. E invece? E adesso non tanto. Beh, a parte che siamo... alzato Baricentro. Sì, alzato Baricentro, siamo al sesto e 10 secondi. Il gioco di stramazioni a me non piace molto perché tende sempre più a difendere che ad attaccare. Beh, diciamo forse che anche... Punta sempre sul fatto di andare a difendere una partita che andare in attacco. Diciamo che Però lui preferisce vediamo. aspettare e ripartire, no? Come Esatto. si dice, cioè giocare in contropiede alla vecchia maniera, ecco. Però bisognerebbe in queste partite qua cercare di andare un po' più avanti e Roberto, cercare di fare i risultati. ecco, almeno, forse perché Roberto sennò- che non è un problema di rosa, quello che dice Valentina, cioè per fare il gioco che dice Valentina forse devi avere altri uomini, no? Bisogna avere giocatori, Ecco. che purtroppo Che non ci sono. deve fare stramazioni con quello che passa al convento, Esatto. quindi purtroppo dobbiamo difenderci sempre, anche se adesso ho visto una bella Udinese, no? Perché ha alzato il baricentro, sì è stato quei 10 minuti, bisogna cancellare quei 10 minuti lì, qua ha fischiato il resto è fatto bene. Allora, Anche il secondo cancellato, tempo è entrata col piglio giusto, sta facendo girare Ha palla. segnato, è segnato qualcosa, non c'è corner. Non c'è corner, quindi ha fatto fiscato un fuorigioco, una cosa incredibile, cioè. È una fase della partita dove l'Udinese è abbastanza attenta, chiude bene, si chiude bene e riparte. Ecco, Gemma. Andiamo a Sacile, c'è per noi l'avvocato Mazzarella. Allora, vediamo la novità da Sacile, prego avvocato. Ciao Giovanni, il raddoppio della Sacilese proprio in contropiede, ha infilato tutta la difesa sotto via, gol dell'ex, 2-0 per la Sacilese, adesso per l'Alto Vicentino diventa veramente dura perché io penso che ormai la partita sia segnata. Allora, facciamo un ragionamento, se ci fate vedere per cortesia la classifica della Serie D, che ovviamente non è aggiornata, ve la aggiorniamo noi in tempo reale, no? Maurizio? Sì. La Sacilese quindi oggi con questa vittoria sta andando a 37 punti. No, scusami, sta andando a 39 punti. Non è che i colpi che ha perso, no? Le partite dove ha pareggiato che doveva vincere... Sì, ha buttato via il campionato. Bravo, perché esatto. secondo me la Sacilese è superiore al Belluno e doveva avere come minimo 44-45 Esatto, punti. quello che volevo chiederti infatti, sì. L'ha buttato via, forse non ha creduto nelle proprie possibilità, però sai, sotto via Spagnol e Beccaro davanti non è che li abbiano tutti in questa categoria. Favretta a centrocampo, dietro poi anche sono messi bene. Era una squadra che poteva avere 5-6 punti in più sicuramente. Ecco. E poi un'altra domanda che ti faccio, in questo momento, no, quando siamo più o meno al 30° dei secondi tempi, i biancoscudati stanno dando 5 punti all'Alto Vicentino. Pensi che possa succedere come l'anno scorso, esattamente al contrario, tra Marano e Pordenone, che l'Alto Vicentino riesca a recuperare in questo scorcio di campionato Guarda, finale? io penso che non possa succedere perché Padova è una grandissima piazza sottodimensionata e penso che le direzioni arbitrali, purtroppo non ho paura a dirlo, ma il calcio è questo, sicuramente favoriranno il Padova. Oggi già l'Alto Vicentino è stato penalizzato da un'espulsione incredibile, che cioè proprio non sta né in cielo né in terra, quindi è rimasto in 10 e la partita a 10 contro 11 è un po' difficile vincerla. In più ti dico la verità, non è il Marano dell'anno scorso. Il Marano l'anno scorso era più forte, giocava bene a calcio. Questa è una squadra di grossi guerrieri, volenterosi, ma non c'è grande qualità rispetto all'anno scorso. Il Padova ha più qualità e ha 4.000 spettatori ogni domenica. Certo. E quindi io penso che, oddio, tutto può succedere, ma 5 punti al Padova con anche gli arbitri che sicuramente quando giocheranno non alla Piani, perché la Piani era il tempio del calcio, ma in quello stadio assurdo che hanno creato, comunque 4-5 mila spettatori sono in grado di
determinare anche le partite in quel senso. Perfetto, grazie Maurizio, ci sentiamo più tardi per eventuali ulteriori... Però sai che nel calcio tutto può succedere. Assolutamente. Quindi è ancora aperto il campionato, voglio dire, con i 3 punti, 5 punti come abbiamo visto l'anno scorso, li recuperi facilmente, quindi il campionato è ancora aperto. Certo. Bene, allora ci sentiamo più tardi. Buono. Grazie Maurizio Sì, Mazzarella. ciao Giovanni, Nel ciao, frattempo a Napoli non è secondo me una bella notizia per l'Udinese, perché esce Gabbiadini e entra Callejon. Fare il ruolo. Più attaccante forse Callejon. È più contento Conte in questo caso. Callejon è più esterno, diciamo, più un attaccante con 2 che su gioca 3 sulla destra. Che Prima c'erano 2 punte centrali. Diciamo che Benitez adesso sta cercando di sfruttare meglio le fasce e giocare in contropiede, no? Sta cercando Questo è il di discorso. chiudere la partita facendo il terzo gol. Però l'Udinese sta tenendo bene il risultato perché non è chiusa dietro, non ha avuto occasioni chiaramente da gol, però tiene la palla alta e questo è un buon segno. Allora, intanto in Serie A c'è da segnalare il raddoppio dell'Empoli, dunque Empoli 2, Cesena 0. Per quanto riguarda invece la Serie D, altri risultati variati, allora ricapitoliamo quando siamo giunti al 30° minuto più, minuto in meno dei secondi tempi. Rezzicambio mezzo Corona è l'unica partita sullo 0-0. Bianco Scudati Tamai 3-1, Clodiense Union Pro 1-1, Giorgione Mori Santo Stefano 1-0, quindi il Giorgione va in vantaggio, Legnago La Fenadora 2-0, Sacilese Alto Vicentino 2-0 e il Montebelluna ha pareggiato a draw, quindi wow, guarda chi è arrivata, draw Montebelluna 2-2. È arrivata veramente una signora della nostra televisione. La ciliegina sulla torta. Cosa? Chi? Sì, la ciliegina sulla torta, hai detto proprio bene Marco. Perché abbiamo tanti scoop su di lei questo pomeriggio, è un piacere che sia venuta anche perché... Sì, non dire così perché appunto se ne Io va. fossi in te non riderei tanto, ma non importa, tra poco scopriremo chi ci è venuta a trovare. Allora, Il tuo nuovo amore, Lo scoop il ce mio l'ho nuovo amore, il tuo esatto, nuovo amore. che bisogna- nonostante lo scoop che ho non è passato, prego. Mi spiace, però È insomma, appena arrivata dalla lei deve Sardegna, saperlo. È arrivato Vi dalla dico subito Sardegna. che è appena arrivata dalla Sardegna, adesso sta togliendo la capra che ha addosso. Perché sei venuta con la Pecorone, capra? il pecorone si sta togliendo. Adesso si spoglia, stai calmo. No, perché lei deve sapere, glielo dico fuori onda così, come se parlassimo io e Che lei. l'Inter perde, Che io intanto. faccio il viaggio insieme a lui di un'ora, andata e ritorno, non fa altro che parlarmi di te. E quindi è pesante. Assolutamente. Ascolta GP, è arrivato una variazione dall'eccellenza ISM Gradisca San Vitese 0-1. Va bene per la Savitese. E poi, aspetta, sono arrivati altri messaggi. Vabbè, ancora saluti da parte del track che ci saluta e lo sentiremo presto. E un altro messaggio dice così, anzi scusami, al 2, uno è per Eva e dice Gianluca, e dice anche il cognome, però non so se si può dire. No. Non emozionarti GP, No, posso sapere perché forse no, forse è Vedi, collegato. sei talmente alta che non stai neanche nella telecamera. Buon pomeriggio Eleonora. Diciamo che può essere una sorta di mantello grande. No, il fatto Hai è collegato, capito? ti ringrazio Ecco, tantissimo. e poi dice fatevi pure i fatti vostri voi Ha due. detto che sta continuando a invecchiare e continua a salire, ma di solito quando si invecchia ci si... Ma Gol. sai che Gol. Gol del Napoli. Scusaci. Vabbè, me ne vado Hai allora. No, fermi. Successo assolutamente. no, L'ha dato o non l'ha dato? Ah no, è Si valido. stanno abbracciando. Gol, convalidato il gol del Napoli, dunque 3-1. Avevo appena puntai bene detto quando che eri il col Napoli Udinese. cercava di chiudere la partita, in effetti ci sta riuscendo. Anno nuovo. Tocchiamoci. Dunque appunto per Eva, lei ha capito chi è adesso perché ci siamo capite e dice mi hai promesso un caffè. E adesso ti sei Autogol di Terò. Allora, tra l'autogol di Terò che povero è proprio sfigato. Però, guarda, autorete. è un autogol Punizione dalla clamoroso. destra del Napoli nel tentativo di intervenire Terò mi sembra. Sì, Terò con il Assolutamente sinistro. siedi qua con noi. Ve la presentiamo, no? Ah sì, perché nessuno la conosce, prego presenta il nuovo ospite. Buon pomeriggio Eleonora Mazzari, bentornata. Evviva! No, bello perché Eleonora, allora finora mi ha snobbato completamente, si parlava dell'Udinese, tutti zitti. Sei arrivata te, l'Udinese non gli frega più niente. Cioè, vedi te. Perché poi abbiamo 2 scoop su Eleonora, non 1 o 2. Oh, mamma mia, no, Due no, scoop. no. Addirittura. Nego già tutto a priori. Giuro. Poi è arrivato un messaggio, dice Michela, non bere troppo che dopo, puntini puntini, un abbraccio, ti aspetto domenica prossima, Jenny e Company. Chi sono Jenny e Company, Michela? Jenny è una mia cara amica che conosco da Quindi devi sempre. andare a bere da lei, perché non puoi bere tanto oggi?
Funziona così, cioè non basta una settimana? Vabbè, andiamo avanti. Tanto di cappello a Luca che dice: ma dai, fate sgranchire un po' le gambe alle Miss che le miriamo un pochettino. Giustamente si preoccupa della salute delle Miss, dice stanno lì sedute ore e ore, poverine. Che poi invece loro fuori onda mi hanno Sì. detto per favore non farci camminare, non farci sfilare. Perché hanno i Benissimo. tacchi? Eh? Hanno i tacchi per i tacchi? Hanno i tacchi? Sì, ma vabbè, ma anche No, l'altra perché sera sono scomodi a stare in piedi, Ma giustamente, dico, anche l'altra immagino. sera ha fatto i chilometri, non è che avessero grandi problemi, Ah, scusa, io faccio sempre con i miei parametri. Vabbè, ma tu sai che tu non puoi paragonarti con i tuoi parametri a loro. Allora, Michele si è firmato finalmente quello di San Daniele, del prosciuttificio, eccetera, eccetera. Dice: oro, un'altra quaglia. Ah, posto! Benissimo, benissimo. Allora, siamo più o meno a che punto? A Udine, sì, a Udine, a Napoli, scusa Omar. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo, purtroppo il Napoli ha trovato il terzo gol su questo infortunio difensivo che ancora una volta dimostra che gli attaccanti non devono mai andare in area di rigore a difendere. È una classica regola che a volte no, Roberto, dicono gli allenatori. Peccato, insomma, c'è stato questo tentativo di intervento di Terò per anticipare Mertens, ma purtroppo con il sinistro ha spiazzato nettamente Carnezis e ha portato insomma il Napoli sul 3-1. Forse è il momento migliore della formazione friulana. E mi sembra Edi, che l'Udinese ha subito questo Adesso contraccolpo, sì, no? adesso sì. Sicuramente sarà un contraccolpo d'ora in avanti, perché sul 2-1 le speranze erano ancora tante, diciamo, perché la squadra non stava giocando male pur non creando occasioni da gol. Ma adesso recuperare 2 reti è un po' problematico, no? Difatti stiamo vedendo che il Napoli ora deve aver ripreso coraggio ad aver avanzato il baricentro. Un bel lancio sulla sinistra, però sbaglia completamente l'attaccante del Napoli, il cross al centro, che d'altra parte c'era solamente chi Purtroppo, era Higuaín al centro. purtroppo c'è Ecco da, il Gordo che entra, il c'è nuovo da Gordo sottolineare. l'Udinese, perché perso uno abbiamo preso un altro, ovvero sia andato via il Gordo numero 1, no? Che era Sanchez, no scusami, sì, Muriel, perdonami, è arrivato guarda che roba, è arrivato il Gordo numero 2 che è Aguirre. Purtroppo non ci sono cambi, come dicevamo Fernandez prima, adesso poiché andrà a metà Aguirre campo e anche lui è un giocherà 19enne, un po' più avanti, no? Giocherà da seconda punta. ma sono tutti ragazzi di 19 anni che non hanno esperienza, quindi da loro non si può pretendere la luna, no? Beh, ma almeno la stazza fisica sì. Ma la stazza fisica va bene. Ma l'hai visto però... Eddie bene in faccia? Sì, È ma ha giocato grasso tanto quanto me questo, voglio dire. C'è da tener conto anche di questo, che a Empoli, dove era in prestito, ha giocato pochissimo. Ho capito, ma non serve, cioè, Il calcio giocato per lui è ridotto a pochi minuti quest'anno. ma perciò non è era che meglio da fare lui entrare si quello può- nuovo arrivato dal Chelsea, scusa, Perizza. Ma lì lo sanno solo loro, come poi gli allenatori hanno il termometro dei giocatori, no? Ce li hanno lì tutta la settimana. Ma e Perizza è quindi appena arrivato, quindi nessuno, non puoi contare su di lui. nessuno come un allenatore sa se può giocare o meno. Dopo- Stramaccioni d'altra parte nelle conferenze stampa post partita la tiritera è sempre la stessa, cioè tutte le altre squadre, Cagliari, Cesena, anche le squadre ultime in classifiche hanno cambi all'altezza della situazione, cioè uomini esperti. Noi abbiamo solo dei ragazzini in panchina e questo sicuramente non aiuta. Certo. Allora, Elena, questa splendida ragazza qua, sotto di me, nel senso che davanti a me è più bassa, no? Qua bisogna specificare tutto perché c'è la Fata Morgana là dietro che non stava ascoltando, per fortuna, quindi sì, parlavo di te. Ma scusa, Fata Morgana oggi? Beh, è sempre meglio di... Amelia. Di Amelia, Sì, meglio Fata Amelia oggi sei Morgana. diventata Fata Morgana. Allora, Elena, che nella vita fa tutt'altro, ha deciso quest'anno, o meglio l'anno scorso, di fare il calendario delle Udinesi. Allora, io volevo chiedere a Elena che non penso che, visto che tu mi hai detto io non faccio concorsi, non ho mai fatto concorsi, non me ne fregava niente, come mai hai scelto, nel frattempo vediamo qualche foto di Elena, oltre a quelle del calendario, la foto, eccola, questa qua ha avuto 1000 fischi a visualizzazioni in 24 ore, te l'ha fatto un fotografo molto bravo, che conosco, ma come mai con la tua bellezza non hai mai voluto fare un concorso, queste cose qua? Hai deciso così, da oggi a domani, questo è un backstage calendario, proprio backstage, Sì. ecco, queste sono le 3 matte, al Morenita, Valentina, No, qua eravamo affagati. eravate fagati, Valentina, Elena, e c'è la Melissa che oggi purtroppo non è potuta venire perché lavorava. Torniamo a bomba. Come mai non hai allora, non hai fatto concorsi, mai hai fatto calendario? Sì, premetto che io non ho mai appunto fatto alcun concorso, neanche alcun servizio fotografico prima appunto di fare il calendario. Il calendario ho accettato dopo 2 mesi che ci ho pensato, ripensato, ho accettato perché comunque il fotografo era è un amico di un mio amico
E allora ho detto, boh, proviamo. Sì. Mi sento comunque un po' un pesce fuor d'acqua perché sono In effetti, l'unica del guarda, ha fatto calendario. apposta pesce fuori d'acqua e vieni tu fuori dall'acqua, era perfetta, grazie Enrico. Perché sono l'unica del calendario in costume. Sì. E allora ho trovato, diciamo, questo compromesso perché alla fine ho detto, buon, accetto, però rimango in costume. Sì. Costume bianco. Costume bianco. Eccolo qua, infatti. Esatto. Oh, sembra fatto apposta, come se Enrico capisse in regia, no? Ah, no, dice, È il caso, diciamo no, così. vedi che sei una fattucchiera, perché tu capisci le intenzioni di Elena, quindi vuol dire che sei una media, una fattucchiera, no? Ma Morgana mi piace di più. Fata Morgana, Sì. va bene. Che è una famosa canzone anche dei... Quale? Fata Morgana. Una canzone dei... No, non conosco. Litfiba, dai. Vabbè, ma io c'è sono lo più stemma dei per Rolling gli- Stone per gli lei sul stranieri. braccio. Sì, vabbè, ma insomma, il gruppo che tu sei rockettara, Litfiba, sono uno dei gruppi, diciamo, più rockettari. Ecco, se continuiamo a vedere, ecco, e quindi questa è bellissima, qua eri a Tunisi? A Tunisia? Gerba. A Gerba, In scusami. Tunisia, sì, ad Tanto agosto. abbronzata eri là, Ho preso tutto il sole lì, perché qua pioveva sempre. Benissimo. Quest'estate. E questa è la foto del calendario, no? No, O un un'altra backstage? del backstage. Questa sì. è un'altra del backstage. Ecco. Sì. E quindi come si è svolto questa parola, io la odio, ma si dice così, shooting? Dove siete andati a farlo? Come avete Sulle foci del tagliamento, Ah. a Lignano. fatto? A Lignano? Sì, di prima mattina. Era circa metà settembre, quindi non era proprio caldissimo, considerando che erano le 10 di mattina, però è poi stata invece comunque una bella esperienza. Questa foto qua secondo me fa uscire tutta la tua anima rock, no? Sì, Proprio questa... Dove l'avete- alcune, diciamo sì, tra Sì, questa è tra le particolare, tante, dove sì. l'avete fatta questa? Questa qua l'ho fatta su un ponte abbastanza sperduto, nella zona del Pordenonese. Sì, proprio bella, questa Sì, è molto bella. un mio amico fotografo. Sì, sì. Ma e dopo Quindi queste... questi shooting sono arrivati dopo il calendario? Sono arrivati dopo, sì. Quindi comunque ti ha permesso di avere un po' di visibilità il calendario? Sì, indubbiamente. Ecco, diciamo una cosa anche che comunque mi è piaciuta moltissimo è stata anche il fatto che mi sono fatta delle bellissime amiche. Sì. Ho conosciuto delle belle persone Mhm. attraverso Con le quali il ancora calendario. vi frequentate e uscite a fare Esattamente. bisboccia, tipo fare giovedì sera alle 4 di mattina, no? Mi sembra. Di giovedì no. Eh? Di giovedì no. No. Allora tu devo capire... Capitiamo anche vicine, diciamo. No, devo capire perché giovedì notte, cioè venerdì mattina, nel frattempo chi è stato ammonito del borghese Pasquale, che era entrato... Vabbè. No, perché è successo che venerdì mattina, cioè giovedì notte, prima mi scrive Elena verso le 3:40, poi mi scrive Valentina verso le 4 meno 5, allora io pensavo foste insieme. No. Non eravate insieme? No. Ma no, tu tornavi a casa a quell'ora, lei E mi anche? addormento sempre tardi la notte. Ah, ho capito, quindi non eri in giro giovedì sera? No. 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 È un piacere comunque, io invece ero già sveglio, cioè non è che dovevo andare a dormire, io ero già sveglio. Bene, allora sono le 16:30, si stanno concludendo le partite in Serie D, qua mi risulta già chiusa a Sacile con la sacilese che ha vinto per 2-0 sul lato vicentino con gol di Beccia su rigore al 69esimo e sottovia all'87esimo. Mi danno terminata anche draw Montebelluna 2-2, ma allora aspettiamo un attimo di avere, e anche purtroppo per i Tamai, Bianco Scudati Padova 3, Tamai 1, conclusa, aspettiamo un attimo di vedere, appunto di avere tutti i risultati precisi, perché alcune partite ovviamente si giocano ai recuperi, alcune no. In Serie A invece Omer è successo qualcosa? Non ci sono grandi novità rispetto al collegamento precedente, ricordiamo appunto purtroppo l'Udinese è sotto di 3 gol a Napoli, poi la Roma sta vincendo ancora 1-0 a Cagliari, il Cesena 2-0 anzi l'Empoli 2-0 sul Cesena e il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo. E invece Michela, perché fai i concorsi, perché ti sei messa a fare queste cose? Cioè pensi che sia qualcosa nel frattempo? Naturalmente vediamo le foto bellissime anche di Michela. Calendario non ne hai fatti tu ancora? No. Neanche uno tuo personale? No. No, di calendario ho fatto quest'anno con Miss Paesi in Festa, ho avuto l'opportunità di posare per il loro calendario. I concorsi li ho iniziati per uno scherzo dei miei amici, in verità, perché mi hanno iscritto al mio primo concorso senza che lo sapessi. Questo quanto tempo fa? 1 anno e mezzo fa. E dopo da lì ho iniziato, ho detto proviamo, vediamo com'è.
così faccio... È arrivata anche a qualche concorso nazionale, anche a livello nazionale, quindi comunque ti ha portato bene. Sì, no, quello senza ombra di dubbio, sono stata molto fortunata. Ho detto, proviamo, alla fine sono serate diverse, mi diverto, conosco gente nuova. Ma ad esempio, io ho visto, io ho conosciuto Francesca e Michela venerdì sera appunto al Fossamala per questa selezione di Star of the Year. Ma tra di voi, perché faccio sempre questa domanda, poi naturalmente non credo alle vostre risposte, ma è giusto farla, ma c'è competizione, perché sembrate magari anche amiche, però si sa che le donne mentono molto più spudoratamente degli uomini, no? Sono anche più credibili, perché noi uomini diciamo una balla, no? Eddie e Roberto ci beccano sempre clamorosamente, invece voi siete bravi a tenervi il gioco, eccetera. C'è competizione, c'è, come posso dirti, anche, non dico antipatia, ma invidia, no? Voglio dire, voi due siete arrivate terze e quarte, no? Invidia per la Melissa e la Iaia che sono andate prima? Io assolutamente no. Tu Francesca? No, neanche. Per le altre due forse, quelle che sono arrivate prima. Le altre due, tra loro due, no, perché la Melissa non gliene può fregare di meno, no? Melissa, loro due la conoscono molto meglio di me, ma non è tipo, credo, che se la prende se arriva prima o seconda. No, assolutamente. No, che tra parentesi sarà una prossima ospite nostra. Invece tu Francesca come hai cominciato queste cose dei concorsi? Perché tu sei giovanissima, poi hai appena fatto 18 anni, no? Ecco, se vediamo anche le foto splendide di Francesca, che hai due occhi, ecco, se guardi verso la telecamera, guardiamo gli occhi di Francesca, che è incredibile. Chi è la mamma o il papà che ha quegli occhi lì? Nessuno dei due. Benissimo! Postino. Il postino, l'idraulico, l'elettricista? No, scherziamo ovviamente con la mamma e il papà di Francesca, dai. Diciamo che mi è sempre piaciuto anche Miss Italia, guardavo sempre anche da piccola e quest'estate Ecco, anche questa foto qua, guarda che razza di occhi ti vengono fuori. Ma qua hai fatto foto ridocchi? No, sei una foto proprio tranquilla, incredibile veramente, no? E quindi mi dicevi, guardavi Miss Italia, ti è piaciuto? Sì, ho detto proviamo, ho fatto Miss Paesi in Festa con... Eccola lì, infatti. Sì. E vedi che la Gemma è fatta Morgana, lì fattucchiera, Amelia ci piglia, no? E quindi è stato Miss Paesi in Festa la tua prima esperienza? Sì. E poi da lì? E poi mi ha contattato Lorelli per fare questo, ho detto, dai, proviamo. Sì. È andata bene, insomma. Ma quindi venerdì, ti sembra, dopo Miss Paesi in Festa era il primo concorso che facevi? No, il secondo. Sì. Perché ho fatto Miss Paesi Festa, sì. Sì, i secondi. Sì, esatto, sì, ho sbagliato io a dire. Ma non c'è, proprio perché era la seconda volta che, perché poi io ritengo, ma magari se mi smentite tutte, no? Ecco, passeggiare in mezzo a tutta quella gente in costume da bagno, penso che ci sia un po' di, non dico di emozione, ma di imbarazzo. Sì, diciamo che dal secondo, sì, questa volta è stata meglio, mi sentivo anche più sicura, più insomma, agio, sì. Nel frattempo cosa succede? Posizione di Bruno Fernandes, grande risposta di Raffali in calcio d'angolo. Sotto la traversa. Era centrale, dai. E quindi prossimamente cosa pensi di fare altre cose, di partecipare a altri concorsi? A parte questo, che ovviamente ha vinto una fascia che vedrai alle finali, ovviamente, più avanti. Mi piacerebbe provare, a continuare, insomma, come così per gioco, insomma. E tu non ti hanno mai chiesto di fare, come è successo ad esempio, ci raccontava prima Elena, qualche fotografo, di fare dei book, shooting, eccetera? Sì, mi hanno regalato i miei amici per il compleanno, ma comunque sì, da sola non ho fatto calendario o cose. Certo, ho capito. E quindi comunque divertimento, non pensi che questa sia la tua strada, a meno che non vengano colpi di fortuna, perché la vita è strana, no? Però invece tu devi diventare, ripetiamolo, mi piacerebbe manager o comunque nel settore dell'economia. Economia. Che noia. No, io sono economista. No, ecco, tu sei gnocca che lavori all'Udinese Academy. Però non stai svolgendo il tuo ruolo all'Udinese Academy perché tu turbi i giocatori dell'Udinese. Infatti oggi stanno perdendo. Tu e lei turbate i giocatori dell'Udinese. Intanto. Poi non oso immaginare i ragazzini che giocano all'Udinese Academy quando ti vedono, cosa succede nelle loro camerette quando vanno a casa. Ma io vado in ufficio assolutamente a basso profilo, cioè... Tipo col pigiamone di Hello Kitty? No, jeans, maglione. Ma anche vestita è il tuo perché, sai, sì. Perché... Beh, non è che sono no, però vediamo un servizio comparso a gennaio su 3000 Sport che
la nostra amica Eleonora Mazzari ha il suo perché. Eccoci qua, ringraziamo Andy Fabris e 3000sport.com. Ecco, la trovate sul web, questa è l'edizione di gennaio. Questa no, questa è una bellissima primo piano mentre stai bevendo. E qua, fermi qua, questo è uno dei 2 scoop. Qua lei è andata a vedere la squadra perché dopo Mancini prenderanno Eleonora Mazzari. E ha portato Iella perché il Torino ha vinto 94. Ma non ho detto per chi tifavo, io tifavo Torino. Tu tifavi Torino? Sì. Ma perché menti così spudoratamente? Perché potrebbe succedere un divorzio se tu tifavi Torino a San Siro. Però non avevo un preferito tra Qua invece lei è piscina. Era in piscina. Grazie a Eddie Fabris ovviamente. No, all'Aquarius. Grazie all'Aquarius, che salutiamo gli amici dell'Aquarius. Qua dove hai fatto queste foto qua? Sempre all'Aquarius. Sempre all'Aquarius, a sì, Maiano. nella sauna. Nella sauna. Peccato quel giorno non c'ero. Qua eri sempre in sauna. Sì, esattamente. Ed ero la più vestita della sauna, riflettiamo su questa cosa. Beh, non è che in sauna vai con la pelliccia, voglio dire, no? Ma io ero l'unica a avere parte del costume. C'erano anche sì, maschi. c'era. Allora hai visto anche qualcos'altro? Qua abbiamo visto ma cose. non erano cose. Qualche sanganella t'ho veduto, no? Diciamo che l'età media era over GP, per cui... Hai qualcosa da dire delle persone di mezza età? Ricordati che i TILF sono tra i 40 e i 50 anni, sono in mezzo. E sono le persone in questo momento di moda, come le MILF sono i TILF. Ok. Quindi? Però a me E gli piace altri ancora canoni? nella fascia dei 30. Nella fascia Poi- dei 30. Poi ognuno ha i suoi gusti, Certo. Ma tu non potresti neanche dire, ah, bella uscita di Carnezes nel frattempo, che poi tu non dovresti neanche più dire queste cose, perché io ho uno scoop su di te, che non svegliamo subito, no? Tu non dovresti più dire mi piacciono questo tipo di uomini o di altro tipo di uomini, dovresti stare assolutamente oramai neutra in questi discorsi, tenerli per te, perché comunque siamo in televisione. E quindi? Facciamo E vedere quindi non so, c'è la pubblicità o vuoi pubblicità e poi No, scoop ma oppure aspetta. vuoi andare in scoop Ma diretto? No, la pubblicità la salterei. No, vai in pubblicità, perché prima ti dico una cosa in privato. No, non mi interessa. No, ma potrebbe secondo me lei ha già Ecco, è entrato il tuo preferito adesso. È entrato il mio preferito, Perizza, benissimo. Onde evitare momenti di imbarazzo dopo. Beh, miei non sicuri. Miei, probabili. Beh, ma non è un mio problema di tuoi problemi di imbarazzo, no? Allora, vediamo lo scoop, Gemma. Perché purtroppo io direi di sì, dai, perché dopo parliamo con Valentina. Che abbiamo Ecco lo scoop. Quindi tu non puoi più parlare di altri uomini, perché è nella mano giusta, nel dito giusto, no? Nel dito giusto. Ed è un anello giusto. Ma non lo so, perché è un Lo anello, ma non è arrivata nessuna proposta. Intanto è arrivato l'anello, poi con calma. Ah, quindi con la proposta vuoi un altro anello, giustamente. Guarda che è stordita quanto te, Leonora, No, ma non siete è sto- parenti? No, io e lei ci capiamo, come con Eva, capisci? Siamo tutte e tre more, forse sarà No, ma quello. scusami, È per questo che Roberto, abbiamo tutti e tre vabbè che noi siamo uomini con le palle, no? Quindi gente che, insomma, ma un uomo che regala un anello così in quel dito a questa, cosa significa? Bisogna essere così... Quei brillanti anche. Esatto, bisogna essere così chiari, non so, voi anche Certo. i disegnini, la Ovvio. spiegazione. Il ginocchiato? talmente preziosa No, che ma assolutamente no. In ginocchio no? Ma no, assolutamente no, ma diciamo che sarebbe anche bastato magari no, mi ha dato l'anello, tieni, grazie, ciao. Quindi hai risposto no. Vedi? No, non ci sono state domande. Ah, e quindi non è risposto. Quindi ho detto a Eddie, non è... Ho un bellissimo anello nuovo. Che casualmente però è l'unico anello che porti a parte quello. Vabbè, Ho una collezione. no, ne hai solo 3, ma in questa mano casualmente è solo uno, no? Allora, vuoi facciamo, fare gli scoop? no, facciamo un sondaggio tra Vuoi le donne. Michela, cosa significa un anello così in quel dito lì, secondo te? Beh, se non c'è stata la domanda, secondo me può essere anche solidarietà femminile. Domanda, ma Possiamo essere tonti. perché l'ha messa lì e non l'ha messa di qua o di là? Cioè? Probabilmente gli andava bene solo in Ah, ho capito. Scusa, lo ha messo lui o te lo sei indossato tu in quel no, me dito? lo sono E allora, auto- vedi, è stata lei, quindi poteva metterlo in qualunque altro dito. Comunque è arrivato un messaggio che dice, a parte le foto più belle del calcio, che sono quelle che sono passate di tutte le belle ragazze che ci sono, c'è sempre Michele che dice, beato il divano di gennaio. Il divano di gennaio. Beh, ma comunque è all'Aquarius, no? Può andare anche lui. Basta che vai all'Aquarius trovi il divano, perché era lì Eleonora a fare quello shooting, no? La chaise longue. Chaise longue, bello, bello. Asia, secondo te cosa vuol dire quell'anello e quel dito?
Secondo me è un segnale. Vi stai nascondendosi anche lei, No, fai vedere anche tu il tuo dito, scusa. Sì, anch'io. Ecco, quindi siete in due fregate. Francesca? No, si è impegnato secondo me, lui. Oh, sono più giovani di te, sono meno storditi di te. Tu che dovresti avere esperienza. Valentina? È un bel segnale che lo aspetto anche io, Quindi- Faccio una proposta. Quindi per cortesia Maurizio, in diretta televisiva, Veneto più Friuli più streaming in tutto il mondo. Valentina, prego. Io lo aspetto. Dove cacchio è l'anello, per cortesia, eh? Comunque, Se no chiediamo a Totò. comunque se fisso una data verrò a fare l'annuncio in diretta, te lo tengo Beh, come minimo. scoop. Minimo, scusa, Tu mi stalkeri Facebook. Devi togliermi, bloccarti devi togliermi la da amico. privacy, sì. Beh, ma tanto ti avevo detto che succedeva, no? Sì, Elena, no. secondo te? Se è stato donato col cuore è una bellissima cosa, secondo me. Che romantica. Io non ne ho, mi bastano i tatuaggi. O col portafoglio, Però- direbbe qualche donna, va bene Col comunque, anche se portafoglio. non è col cuore, no? No, ma aspetta, la domanda è, mi sono dimenticato la premessa. Te l'ha regalato quello con cui vivi o qualcun altro, tra parentesi, perché non si sa con te. L'interista. No, tu cerchi per forza di farla mollare perché te la... Sì, perché a te sì, piace. ma questo è il mio scopo. Già siamo una coppia litigiosa. Poi arriva ma lui. da quando è innamorato GP è così, Lui non ci guarda. Ah, spero No, vivamente di no. non credo che ci stia guardando. Allora, torniamo un attimo, Valentina, a Napoli. Cosa sta succedendo a Napoli? Nulla, penso. Nulla di nulla. Bene. L'Udinese Ormai pare la partita è rassegnata. andata. Sì, non c'è più. Ormai non c'è più. Visto che prima parlavamo di San Daniele, è andata in vacca? Esatto. Più o meno. No? Allora, Serie D, ultimi minuti per Clodiense Union Pro e Legnago La Fenadora. Non so come mai stanno ancora giocando. Si vede che c'è stato qualche problema. Vediamo di darvi i finali. Gemma, i finali Non sono ancora arrivati i finali. non sono arrivati, vediamo. No, però è arrivato un messaggio che dice, scusami. Sì, no, ma dovrebbe finire tra qualche minuto in eccellenza, 16:44. Invece Serie D sono tutte finite, allora andiamo a vedere i finali della Serie D, perdonatemi. Allora, giocata ieri, Belluno Fontana Fredda 2-1, questo pomeriggio Arzichiampo, Mezzocorona 0-0, Bianco Scudati Tamai Padova, Tamai 3-1, Dro Montebelluna 2-2, Clodiense Union Pro 1-1, Giorgione Mori Santo Stefano 1-0, Legnago La Fenadora 2-0, Sacilese Alto Vicentino, bellissima la vittoria della Sacilese con l'Alto Vicentino per 2-0. Tra poco vi daremo anche i finali dell'eccellenza. In Serie A è cambiato qualcosa, Omar? Sì, allora a Cagliari Roma 2, Cagliari 0, Empoli Cesena 2-0 e Sampdoria Sassuolo 1-1. Gemma. È arrivato un messaggio che forse capirà Omar. Dice: ciao, saluti a Omar, Racciaca, Urda, Dalori, Sommu. Non è friulano questo, io non... No, non è nessun Isis, è Esperanto. Isis? Esperanto? Posso rispondere? Puoi rispondere? Redro... Non è sloveno. Non è sloveno, non preoccupate, l'ho capito. Greco? Greco come Sì, greco Varoufakis? ortodosso. Che mi copia No, naturalmente. tu sei Sgarufakis, abbiamo già detto. Io sono Sgarufakis. Sgarufakis. Eh. Quindi Altro? No, si sono quindi- capiti qua il linguaggio furbish, non lo so. furbish. Tra il No, friulano. io dovrei rispondergli Rebi Zonfri. Non so se lui l'ha capita però. Sì, perché fai le parole al Ci contrario. sveglierete un giorno. Come si chiamano le parole al contrario? Verlaine. No. Sì, Merlin. Verlaine. Merlin, sì. Verlaine. Ciao. Pubblicità. Allora, Valentina pensava di essersela scaffata, no? Perché voglio dire, abbiamo parlato di tutto e meno che di lei, invece ovviamente lei è venuta qua a vedere la partita perché come ricordiamo non è solo una tifosa dell'Udinese ma è anche amante dei giocatori dell'Udinese, no? Cioè ti piacciono molto i giocatori dell'Udinese. Ci devi anche svelare. Cerca no? di mettere zizzani. No, perché ci devi svelare anche il tuo rapporto con qualche giocatore dell'Udinese. Vecchi rapporti. Vecchi, ma sono ancora utili o se ne sono andati? Andati. Ovviamente, quindi... sì, anche perché è difficile quelli che restano... Non sono tantissimi che restano a Udine, no? Ultimamente. E dove sono andati? Ti ricordi le squadre? Qua vicino. Bonito il corto. A Verona? Chi lo sa? È uno che ha i denti davanti. so io, vedi. Nico Lopez? No. Ma a Verona è andato solo Nico Lopez, mi sembra, da Udine, eh? Correggimi se... Sono andato a Torino, saranno andato. Torino?
No, ha detto qua No, vicino senza convinzione. a Verona è andato Nico Lopez e Pereira, basta. Pereira è andato a Torino. Ma lei ha detto qua vicino, Torino non è vicino. Qua vicino è Verona. A meno che non è sceso di categoria, è andato in Serie D, ma non penso. Non era italiano, chiaramente. No. E allora Nico Lopez abbiamo svelato questo segreto di Pulcinella. Gemma. Sì, ero in pensiero perché stanno arrivando i finali Sì. e ho visto che il Charlins ha fatto altri gol, ma Fabio non mi ha chiamato. Adesso posso stare tranquilla, mi ha detto che mi ama ancora. Semplicemente il telefono non andava perché gli sculi non sono arrivati, quindi sentiamo come sta finendo, perché ormai manca pochissimo. Non lo so, lui ha detto che mi ha fatto gli squilli, non so a che telefono. Ha sbagliato amante, secondo me. È quella che porta a cena l'anti San Valentino, no, la perché- vigilia di perché San devi Valentino, girare cioè il venerdì coltello 13 sera. Ma perché? Ha sbagliato l'agenda, no? Perché tu sei il lunchtime, la fidanzata ufficiale è il sabato sera e ovviamente il venerdì sera avrà qualcun altro. Pure! Beh certo, guarda che Fabio non scherza niente, eh. Lo Fabio sappiamo. Carmagnol, Gianni Smuzzane. Non ho tenuto conto dell'inflazione e sono cascato sulla giornata del venerdì 13. Allora, raccontaci. Allora 4-0 è appena finita, ecco il triplice fischio finale, 2 gol di Fabro, quindi abbiamo archiviato la pratica oltre e adesso andremo a vedere cosa succede la prossima partita, insomma. Certo, diciamo che anche, almeno ci risulta che anche Monfalcone ha vinto, quindi 2 punti vi staccano dal Pordenone, andate via a braccetto, si conferma che il Monfalcone ha vinto, dietro vedremo cosa fa il Vesna, ma il Cordenons ovviamente ha rallentato. Pareggiato ieri. Sì, ha giocato ieri, ha rallentato pareggiando il derby a Torre col Torre, quindi Torre Cordenons 3-0. E quindi diciamo, ve la vedete in questo rush finale voi il Monfalcone, visto che oramai siete tranquilli, lo ribadiamo da qualche puntata, no? Perché sì, avete raggiunto la quota salvezza e quindi adesso potete anche pensare insomma ad arrivare primi e soprattutto perché c'è lo scontro diretto ancora con Monfalcone. Adesso ve lo posso dire, le ultime frasi del Presidente sono bisogna vincere. L'ha detto a che ora e in che condizioni psicofisiche? Condizioni psicofisiche eccellenti, in quanto ha detto non mi va di fare un altro mese in più di spareggi. Vedi? Vedi? Beh, penso che sarà molto bella la partita, appunto, quella con Monfalcone, cosa dici? Con Monfalcone, esatto, sì. Sai già quando è? Prego? Sai già la data, dico? La data adesso mi sfugge, un attimo. Ma mi dicevano che poteva essere un anticipo o sbaglio? Anticipo noi non abbiamo ancora chiesti, sì. Salvo quella volta lì con Monfalcone, adesso bisogna vedere le due società se si mettono d'accordo, sì. Penso di sì, alla fine di giocare di sabato. Così possiamo, più che altro perché vogliamo vedere io a vederla, mica per altro, sì. Sì, che è chiaro. Ovvio. Avete portato bene l'altra volta, vediamo se portate bene anche Monfalcone. Va bene. Benissimo, intanto grazie Fabio, saluta il Presidente e tutti gli amici grazie a voi, non di mancherò Carlino e e vi di saluto Marano. anche lui. Grazie. Ciao. Di Muzzana, no di Marano. Correggimi Omar per cortesia, no? Scusami GP, ho saputo adesso che ci sarebbe stata questa cosa, io non saprei per chi tifare, perché adesso c'è l'altro mio amante in onda e quindi... Vabbè, sono cavoli tuoi, no? No, ma tu hai parlato di una finale adesso con il Charlins e... Monfalcone. Che abbiamo in onda per darci il finale. Allora, sì, a Gemone stanno preparando per andare a divertirsi, ma vediamo come è finita Gemonese Monfalcone. No, Robby è caduto. Vabbè, Robby è caduto. Nel frattempo cosa succede a Napoli che vedo? Niente di che. Niente di che, benissimo. No, siccome avevo visto lì che c'era qualcosa, ma è caduto da solo. È caduto da solo, infatti. Vabbè, pazienza. Quanto manca Omar? Vabbè, ormai manca meno di un minuto più il recupero. Certo. Dovrebbe ancora 4 minuti e mezzo. 4 minuti e mezzo per vedere, tanto 2 gol non credo proprio che riusciranno a recuperarli. Allora andiamo a Gemona, dicevo, vediamo cosa è successo e come è finita Gemonese, Monfalcone e Robby Visentin. Eccoci qua, è finita 1-0. Risultato del primo tempo, secondo tempo non si è giocato quasi al calcio perché il tempo veramente era, la giornata era veramente impossibile per giocare a calcio, vento per tutte e due le squadre. Adesso vi volevo salutare, vado a bermi un buon brulè, ecco, perché fa freddo, okay. e così recupero un po'. Ok, dopo dicevo poi vai a scaldarti con gli amici dove ti dicevo io, va bene? No, comincio qua intanto. Cominci lì.
Va bene, allora domenica prossima, grazie, dunque confermato Gemonese. Ciao, grazie a voi. 1-0, adesso, grazie, adesso attendiamo i finali definitivi dell'eccellenza. Torniamo su Valentina, nel senso con Valentina, no? Sì, perché qua devo sempre stare attento come parlo, perché anche lei è una delle protagoniste del calendario delle Udinesi, no? E anche tu, allora, ti chiediamo, come avevo fatto con Elena, come è successo questo fatto, cioè come ti hanno contattato, ti sei proposta tu, eccetera, eccetera, eccetera. Mi hanno contattato loro. Sì. Però io diciamo che l'ho fatto per sfida. L'ho detto, ho collaborato anche con Edi. Sì, che poi vedremo una foto bellissima, che tu sei sul numero di questo mese di 3000 spot, numero 2. Lei è l'ultima. Io sono Allora, quella prima. penultima. Vabbè, mi confondo, due belle ragazze così, uno si confonde anche, no? Anche Eva però tempo fa, Sì, ma Eva oramai è vecchia. Andiamo Valentina, cioè, per me Eva oramai è una sorella diventata. L'ho fatto, dicevo, un po' per sfida, perché tutto questo mondo della moda, del fatto di essere belle, che ormai sono delle cose imposte, la bellezza femminile, ho deciso di farlo, non perché mi sento... Però ho detto, non sono perfetta, però bisogna piacersi per come si è. Ecco, lì mi sembra di conoscere quello lì, dove eravamo? Lì eravamo alla prima presentazione, che eravamo dove? A Premariaco. Premariaco, no? Eravamo addirittura in un borgo di Premariaco. Sì. Neanche Premariaco. San Mauro. San Mauro, lo sai tu, bellissimo, io non me lo ricordo. E per quanto riguarda te, dove avete girato, dove avete scattato le foto? Io l'ho fatto sempre a Lignano, l'ho fatto a inizio settembre. Dovevo farlo la mattina e diluviava. Bene. E l'ho spostato al pomeriggio e faceva un freddo perché aveva appena piovuto. Quindi faceva un freddo, l'acqua era ghiacciata e l'ho fatto. Sì, faceva freddissimo, mi ricordo come fosse ieri. Ecco, invece... No, hai visto che cambia a seconda di come fai i capelli, cambia anche il volto, quando è riccia, quando è liscia, Sì. sta bene. Ma poi è molto fotogenica, tra parentesi. No? Questa è una foto del backstage calendario, questa credo, sì. no? Sì. Ma adesso in pratica tu concorsi non ne fai? Io odio sfilare. Benissimo. Non mi piace per niente. Quindi Penso che sono più me stessa se sono su una foto. Ecco. Mi Tipo piace. questa. Quando l'hai fatta questa? No, qui ero a Lignano in spiaggia con le mie amiche. Ma quindi il tuo fidanzato cosa ha detto di questo calendario? Io non lo conoscevo ancora. Ah. Solo che è un po' geloso. È napoletano, quindi. Ti ha detto tutto? Quindi è un po' geloso. Un po' tanto. Ma è anche tifoso del Napoli? È napoletano e ti fa Juventus, quindi non dico niente. Mamma mia, perché... che conflitto di interessi mostruoso. Diamo un velo pietoso su Tanto sta è finita. cosa. Ecco, finita. È finita a Napoli, dunque il Napoli ha battuto l'Udinese per 3-1, abbiamo anche tutti i finali della Serie A perché il Napoli-Udinese era iniziata con 4 minuti di ritardo rispetto agli altri campi. Dunque oltre purtroppo alla sconfitta dell'Udinese a Napoli per 3-1, a Cagliari Roma batte Cagliari 2-1, Empoli batte Cesena 2-0 e Sampdoria Sassuolo 1-1. Quindi ha vinto Francesca? Ha vinto Francesca. Cominciamo a stappare? Va bene. Non ha detto di no. No, ma ti ho detto che doveva bere in 15 minuti 6 bottiglie. Hai messo, Un bicchierino secondo me ci sta. hai messo il Napoli Udinese che perdeva, vabbè, però vabbè. Allora, per gli amici che hanno giocato a casa, ovviamente i due segni sono Napoli Udinese 1 e Sassuolo X. Oh, dunque, allora, prima di sentire di nuovo Asia e Riccardo allietarci con una splendida canzone, ribadiamo i finali della Serie D. Giocata ieri Belluno Fontana Fredda 2-1, Arzicampo Mezzo Corona questo pomeriggio 0-0, Bianco Scudati Padova Tamai 3-1, Dro Montebelluna 2-2, Clodiense Union Pro 1-1, Giorgione Mori Santo Stefano 1-0, Legnago La Fenadora 2-0, Sacilese Alto Vicentino 2-0. Ricordiamo che nel pomeriggio di domani alle 15 si gioca a Monrupino il derby tutto triestino, Cras Repeng Triestina. Invece per quanto riguarda l'eccellenza, giocate ieri Torre Corderos 0-0, invece Zaule Rabuiese Vesna è finita, scusatemi, è stata rimandata a causa della Bora. Questo pomeriggio Ciarlis Muzzane è oltre 4-0, Gemonese e Monfalcone 0-1, ISM Gradisca San Vitese 0-1, Lumignaco Chions 1-2, Tricesimo Manzanese 1-1 e scusatemi 0-1 e Virtus Corno Tolmezzo 1-1. Ovviamente stiamo attendendo le conferme di questi finali, tutte le partite si sono concluse come in Serie A in questi minuti. Asia adesso sta in piedi perché Eleonora ti ha rubato lo scranno. Cosa ci cantate? Di Jessie J.
Chi è? È una cantante molto recente. Ah, ecco, sì, Sì, io emersa vedi, negli ultimi sono anni. vecchio, non conosco, quindi perfetto. Prego. Seems like everybody's got a pride. I wonder how to sleep at night. When I say words that drink on second, just stop for a minute. Smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. You got shades in your eyes and your ears so high that you can't even have a good time. Everybody go to the left, but everybody go to the right. Can you feel it? Yeah, play for the left tonight. It's all about money, money, money. And we don't need your money, money, money. Just mind me the word. Forget about a price. Ain't about a change, ain't about a smile me the word. Dance. Forget about a price. It's a ticking back in time. When music makes her off your night. And it wasn't no blows and videos. Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Give me pause, no doubt, and joy right now. Guarantee we'll be feeling alright. Everybody go to the left, but everybody go to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying for the love tonight. It's all about money, money, money. And we don't need your money, money, money. We just want a little word taste. Forget about a price tag. Forget about a change, ain't about a. But people, please buy me the word taste. Forget about a price tag. Forget about a price tag. Price tag. Veramente grandissima voce. Quando l'hai cantata l'ho riconosciuta, non sapevo che era la cantante. Ero partito per quello prima, parto ma no, non la conoscevo. Allora, commenti finali. Roberto, bevi l'acqua. Niente, è stata una partita, sono partiti disastrosamente, no? 2-0 dopo 7 minuti, però l'Udinese aveva dimostrato negli ultimi 35 minuti di esserci, no? Ha fatto il gol, ne poteva propiziare un altro. Secondo tempo bene, purtroppo questo gol qua ti ha spento ogni velleità, no? Quindi è stato un Udinese senza forza agli ultimi 20 minuti e purtroppo il risultato che ci condanna ancora a Napoli. Ma Allan che oggi migliore come contro la Juve, purtroppo il guaio è sempre che non ci sono cambi, allora come ha detto Roberto gli ultimi 20 minuti erano un po' stanchi ma non c'erano cambi. Come è entrato il Gordo? Sì, è entrato Aguirre e Perica che con tutto il rispetto per i giovanissimi ma a 19 anni giocare al San Paolo contro il Napoli non è che puoi risolvere la situazione, quindi Stramaccioni fa miracoli con quello che ha in pratica. Ma non ci sono i 2 gol di scarto secondo me? No, purtroppo questo sfortunato autogol ha complicato le cose perché fino al 2-1 l'Udinese dava l'impressione di poter recuperare la partita, però il 3-1 gli ha tagliato le gambe. Certo. Valentina. Ho detto prima che di solito nel secondo tempo si gioca sempre meglio, oggi non è andata così. Non ho visto l'Udinese di domenica allo stadio con la Juve, peccato. Anche perché il Napoli poi ricordiamo che arrivava da una battaglia, no? Da settimana. Dovevamo riscattarci dalla Coppa Italia ma non è andata così. Sì, però teniamo Peccato. conto che il Napoli in questo periodo è la squadra che nel 2015 ha realizzato più reti di tutte le altre e ha incamerato più punti di tutte le altre, quindi è una squadra molto in forma. Insieme a Torino. E poi ha un parco giocatori non indifferenti. Sì, beh, è entrato, la differenza anche i cambi di oggi. Sì, è entrato no? un certo Callejon al posto di Gabbiadini, non è entrato Aguirre. De Guzman è entrato anche, poi Jorginho, quindi sì, 3 giocatori che quelli stavano bene in campo, non in panchina. Certe squadre che puntano a traguardi internazionali devono per forza avere un roster così ampio, altrimenti non raggiungi i risultati. Allora, i prossimi appuntamenti di Asia e di... non mi ricordo il tuo nome, pensa Riccardo. Di Riccardo.
Dove avete dei concerti fissati da qualche parte? Avete qualche appuntamento? Abbiamo appena finito di fare i biglietti da visita, aspetta un attimo. Sì. Adesso siamo un duo acustico, ma da poco, da 4 mesi? Sì. 5. Siamo andati fuori un po' così alla chiamata. Prima eravamo col gruppo, appunto. E gli allori non esistono più o ci sono ancora? Abbiamo difficoltà per la scuola soprattutto perché No, assolutamente. su 6, 3 avevano la maturità quest'anno, quindi Speriamo di ricominciare quest'estate. Certo, con la stagione estiva. Invece le prossime volte che sfilerai? Sinceramente in questo momento Non hai programmi, niente? No. Non hai prossimi concorsi eccetera in questo momento? No, perché solitamente i concorsi li fanno d'estate, quindi questo periodo non... Francesca, tu invece? Anch'io non ho in programma niente, insomma quest'estate avremo le finali regionali del concorso che abbiamo partecipato lo scorso venerdì e poi non so. Tu invece Leonora? Loris, tu quando sfili, scusa, è saltato lui, non so. Eddie, scusami, non Loris. Eddie? No, povera. era per andare... Capisci, dopo 3 ore non capisce, già capisce poco. No, ma anche tu che ti ricordi dei musicisti il nome di lei e non quello di lui. Ma scusami, sarebbe grave il contrario secondo me, adesso. Eddie, tu quando sfili la prossima volta? Come lei, non mi sento a mio agio sfilando, quindi penso che... Aspetta perché abbiamo la fatta Morgana là col telefono in mano. Dimmi, No, è arrivato un messaggio, ho detto Loris perché Loris era la persona che ha scritto il messaggio e dice: Omar, oggi hanno fatto un gemellaggio tra Pantianicco e Topogliano, si è messo in lista anche Topolò. E poi di nuovo Racciacca, Urda, non capisco. Comunque Giovanni, vorrei proporti un remake di Full Monty, se vuoi, io, te, Omar, eccetera. A posto siamo, per San Valentino magari, Ma no? cosa vuoi sapere tu? Cosa possiamo fare noi? Lui si offende. No, senza togliere niente a Eddie, Grazie. Ma tra Omar e GP, comunque è arrivato un altro messaggio. Saluti alla mia zia Lidia da parte di Daniel e Giovanni. Bene, salutiamo anche noi la zia Lidia. In chiusura vi do i finali dell'eccellenza. Qualcosa era sbagliato, allora è giusto ridarli. Cialis Muzzane oltre 4-0, Gemonese Monfalcone 0-1, Gradisca Savitese 0-2, quindi 2 gol della Savitese, Lumignaco Chions 2-3, quindi il Chions va a vincere Lumignaco, 13° Manzanese 0-1 e Virtus Corno Tolmezzo 1-1. Invece Elena, dove veniamo a trovarti? Andiamo a Treviso all'Home per vederti così bene in forma. Ma comunque tanti buoni propositi. Allora. Da adesso in poi. No, non si sa dove. Non si sa dove. Vedremo. Comunque questo per me è un bellissimo periodo. Ecco, siamo contenti. Molto fortunato, penso il periodo più bello della mia vita. Perfetto. Quindi positività a Benissimo. 1000. Invece la Valentina la trovate quando gioca in casa ad Udine allo Stadio Friuli e quando gioca in trasferta dove sei? A casa. Con chi? Con Totò. Con Totò, ecco. Ma scusami, ma se non sei allo stadio, non esci col tuo fidanzato domenica pomeriggio? Sì, di solito sono a casa con lui. Ah, quindi sei Totò e il tuo fidanzato che si chiama? Francesco. Francesco, ciao Francesco, ma Totò rompe le balle a Francesco o no? Ma non la porto mai a casa sua. Ah, ho capito. Non gioca in trasferta Totò. È come il nostro Totò. Casalingo. Gioca solo in casa. Gioca solo in casa Totò, non va mai a Napoli a giocare, no? Si fa espellere. Allora siamo in chiusura, se la regia mi dà l'ok, e allora io voglio ringraziare naturalmente Enrico e Gemma e Maurizio dietro le quinte e tutti gli ospiti, grazie di aver partecipato a questa domenica assolutamente solo di calcio come al solito. Ringrazio Eleonora che nonostante i problemi è riuscita a venire a trovarci alla fine. Tanto alla fine io riuscirò a fare quello che mi sono preposto. Ringrazio Eva Cristaldo, naturalmente splendida Cococò di questo programma, Omar Costandini. Noi intanto ci rivediamo il primo di marzo, perché io le prossime 2 domeniche salto perché sono impegnato per un'altra trasmissione sempre del nostro gruppo, ma devo fare trasferta. Senza di te, ci puoi raccontare dove sei? Sarò a Rivignano perché ho 2 trasmissioni da fare a Rivignano per Guarda che Stella, dunque le prossime 2 domeniche purtroppo non potrò essere presente qui in studio. Posso venire io a fare l'Omar della Assolutamente, però devi farti imprestare i maglioni. No, voglio la perché oramai gli amici a casa sono abituati ai maglioni di Omar. E la cornetta. La cornetta, devi lasciare la cornetta a Anche gli Eleonora. occhiali, ma io ce ne ho una blu, sai, la cornetta. Basta che non sia Perfetto. nero-blu. Boh. No, è solo blu. Ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti, ci tagliano. Ciao ciao, grazie.